Salute a tutti, torniamo a cominciare so straballo di questa conferenza aperta della lingua sarda che ha tammaniato la Regione Sardegna, assessorata alla cultura e all'istruzione pubblica della Regione Sarda, in collaborazione con su patrocinio della RAI Sardegna e la partecipazione del Babel Film Festival e della ONG Elen che ha ammaniato che ha facere sappa da Manzano la conferenza generale no, in Castello e torro grazie a Speria su comune de Castello che nos ha dato la possibilità di facere questa conferenza in sa passizzata cuzzicata de su bastione. Lo straballo tornano a cominciare chi namusu so schiana partecipau so ghiadores de armesas tecnica de traballo bosammento calevini questa mesas tecnicas che sono una dedicata a sus ufficios linguisticos, una sa certificazione linguistica e s'attera a su progetto a su bando imprentas. Sorghiadores sono pro sa certificazione linguistica Roberto Pinna, pro su bando imprentas Mario Frongia e invece pro sos ufficios linguisticos Andrea Pugeddu. Dunque, come queremos ischire ite battissio a campo da questo confronto che ha fatto con chi traballa in sos ambitos che abbiamo su mentovau e dunque comincio con te con Roberto tu aias namusu visi su coordinatore de sa mesa che depia fa vedere desa certificazione linguistica e dunque contanos itazernau e cale sono as propostas e si bindata per sas criticas e sias a campo. Dunque, grazie prima di tutto a questa regione a chi mi ha donato l'opportunità di bene a noi. Appunto, sono Roberto Vina, ho fatto su facilitatore, ma di facilità ci fu troppo poco, poi ischianti partecipare sul laboratorio, fu tutto gente del livello alto, e poi una cosa se lo domandai, se in caso a chicchio tenemi pazienza perché questa è la prima volta che stiamo di fronte a una platea aici importanti e poi so pago abituato pure a arzea a palco. Grazie. Non è manco facile comunque resumare 3 ore a ragionare, io provo a narrare a si contare su chi antinao, insomma. Credo che questa prima volta su universitari, inteso Bollonare in senso lato, in senso ampio, è stata aperta a sagenti. Su universitari ha presentato tutta questa idea, tutto questo progetto, tutto il suo traballo della certificazione linguistica e ha riascoltato sagenti e in pruso ha pure combinato sagenti a donare indittus, a fornire testus e tutto ciò che può essere utile, insomma. Sul progetto della certificazione ci punta a coinvolgere esperti differenti, di ambiti più diversi su questa lingua. Toccherà poi essere una C1, che l'incuno ha rinau, ma non fiammellus a partire da una 1 a 2 andando ai Nantisi. È chiaro che ella, però, è vero pure che l'articolo noi da lei narra che potrà ballare serbi sa C1, dunque, e veniva a Marolla a fare una C1, una certificazione C1 e è stata un'impresa a manna, poi si accabara fatta in 18 mesi scetti, quando una lingua d'uscire su tutto su benimera che non è standardizzata. Invece scieuso che poi tra lingue per un anno si pensava su tutto su inglese, su francese, su tedesco, punti standardizzare da secoli, quindi è tutto meno più facile. Oppure non è standardizzare o d'usceuso sa standardizzazione del sardo e de biledda. Poi
poi ci viene questo problema. Su classico, no, chi traballara con questa lingua sarda d'uscire, d'un'anta, sì, ma in sardo, qual è sardo? Pregunta classica. E la risposta è stata classica su proprio, in sardo, e andare tutto su sardo. E dunque, se scia su bene che c'è una grande varietà, no? Su sardo varia, mudara, e questa è una ricchezza manna che deve essere avvalorata, non deve essere perdita in nessuna maniera. E dunque si è agattato pure una soluzione a questo problema, questo di avvalorare questa ricchezza del sardo, che è stato appunto questo di prodursi sulle Mario. Insomma, questa possibilità di descrivere in maniera differente. Però questo è uso che non fura un limite. In questo senso è una cosa che si impara sempre, no? Quando tu in un testo su questioni di questa fase di produzione incomienza a scrivere in una maniera, devi essere coerenti, devi scrivere in questo testo sempre in questa maniera. E di chi no, chiaramente ti do tanti errori. Poi hanno fatto tre prove, due avuto in varietà scioperara e una in satra varietà, in satra macro varietà, in arauso. Poi da ogni maniera esti una C1 e dunque a Marolla uno che tiene una certificazione C1, dunque del livello alto devi ricomprendi tutto su sardo, tutti i varietari. Poi dunque, poi anti provavo pure a salvare un paghetto pure, sa che vi era LSC, che usciva a scatenare polemica a Mannasa, però è stata pure una sperimentazione e stestus, infatti, scumando una reuso dei esercizi, fianta scritto in LSC. Poi, tatro, hanno fatto sto traballo dietro le quinte che ma numera, anti de più vai un censimento di testus, e questa appunto è stata una sfida che non è stata non facile. Poi anti pure come tenere fabbricao su est, poi danti testao, danti elaborao e poi danti proposto. Ecco, in questa regionale bessio appillo prude un'occasione che sicuramente anche servire corsi di formazione, insomma, tocca applicare un po' di pratica, di dimestichezza in italiano con questo test che poi, vero sesti che sa parte per un manna, di schidanti dentao, danti passau, oppure poi toccare a tenere la sufficienza in tutti gli esercizi, su mancai i problemi si funti concentrati in uno scetti. Poi antinau pure un'altra cosa che avunti incommenzendi con questa collaborazione delle università di Siena, che vogliono non uscire essere universitari per strangi, no, per stranieri in Italia, pure questa accessibilità di queste persone diversamente abili. Poi, a pizza su questa modalità di sud-est, che all'incuno se che ha fatto presente che forse 5 ore di fronte a un computer poi ridessi troppo e dunque magari punti a averiguare se conviene a cambiare questa modalità, però è vero pure che in tutto le certificazioni di tutte le altre lingue sud-est si vari di aici, ma ad ogni maniera è cosa che hanno bisogno. Nuda, poi all'incuna a Puboffi preguntai ai schianti partecipati sul laboratorio si antivatto sta certificazione C1 scetti per una questione meramente economica, insomma, si poveri traballai e tutto sommanti dorrau che no, non è uso che c'è pure una questione di sentito, di coro, una questione mera vungura e poi altri sono pure questioni personali. Ed io credo che questa cosa sia da tenere in considero pure una pianificazione dei subbenitori della politica linguistica, poiché insomma questa lingua è una parte fondante mera del nostro che si usa in noi e dell'identità nostra e dunque se s'accapara è stata un'occasione questo mangiano e l'identità di un popolo.
Nuda. Poi antichestionavo pure di altri progetti su universitari, ecco, che devo rannare, se sto aperta a questa società di oggi, e antichestionavo pure dei progetti su chi anta fai i subbenitori. In su argomento un amor della certificazione, però chi è atta partecipato a questa addobio prova a vedere della certificazione prova che una sintesi è scontenta chi bes questa certificazione e mescamente è una certificazione che ha a servire a Salimba. E sa gente, certo, sa gente indecontenta, che sicuramente questa certificazione ha servire in subbenitori, e appunto da Punau, proprio da Serrai, non è scelta una questione meramente economica, ma era dantivata proprio per una questione in areuso de Goru, e questo presumo anche su chi investi a pillo di questa ragionare. Beh, devo che a pezzi narrare un'altra cosa. Chi è una certificazione linguistica in università, dunque deve essere seria, deve essere fatta a maniera scientifica e gai commente capita in tutte le lingue, in tutte le altre lingue, su tempo che bicchiere te scusso, prova che è scritto e prova che è orale, dunque non dobbiamo sempre essere noi a narrare, ma magari chi imbora su troppo. Sì, siamo convinti che l'usardo è una lingua e che l'usardo deve essere paribile a tutte le altre lingue e tanto quando non fa che queste cose come si depete e di essere mezzo a non nos lamentare, a non essere mancare esempio in cui a pompiare su pili sovu. Deo, secondo me, si può narrare che è un passo umano che si sta fatto ad innanzi per usardo e si spera che l'università esicata e mezz'orette la certificazione che comprendo pure che essendo una lingua che mai è stata trattata in questa maniera in università hanno fatto sempre mezzo e dunque torniamo grazie a questa regione prima di tutto che ha mandato innanzi questo progetto e a università che l'este ammaniando e ponendo in campo e mandando ad innanzi. Po da Serrai esti qualcuno ha preguntato, esti sperimentale, è chiaro, poiché fonte sperimentale, è provvisoria. Provvisoria non è che quando scadiri tindi da viganta, quindi da vigara, è scettica, poi mo e tanti sa regioni non tenere ancora un ente certificatore e che lì se non devo rifare su universitari che ne devo rifare. Questo è una questione come scetti del lessico. Beh, chi sia una cosa seria e chi sia una cosa vincere difficile da fare, l'unata su fatto che in me sana pedì una formazione per poter fare questa certificazione. Dunque, scherenare schino è fatta a gai tanto provare, ma ha chiesto una cosa fatta chi in capia e tanto dai, siamo contenti di questo. Mario Frongia, tu ed piasa coordinare il traballo dell'addobio che deppia far vedere del progetto Imprentas. E te battesio a campo. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità e mi fermo qui in sardo perché a 11 anni per aver declinato nipote al femminile Bodi, mia nonna mi ha dato una sberla e mi ricordo che si diceva netta, quindi finisco così perché di sberle niente. Allora la mia partecipazione è stata intanto molto gratificante dal punto di vista professionale. Gli interlocutori hanno palesato un'esigenza. La seconda, come diceva Benigni, di cosa gli piacesse fare erano i viaggi. Ciò che è stato palesato oggi è che servono fondi e che questi fondi devono avere una loro declinazione strategica conosciuta. I 3 settori messi in discussione sono stati quella dell'editoria, della televisione e poi soprattutto della formazione. Il progetto del professor Lavra al liceo di Nuo, che è stato condotto, lui ci ha descritto con emozione, con passione e successo. Badate che formatori e aggiornatori senza coraggio, senza cuore, senza amore per le cose che narrano,
non portano da nessuna parte. Quindi io ho colto nel mio piccolo, è stato un osservatorio ristretto, abbiamo lavorato un'oretta nella prima parte, un'altra ora nella seconda, e si vede che c'è un'aspettativa forte. Quindi dal punto di vista delle istanze si coglie che tutti i partner sono motivati, tutti i partner avvertono di dover avere un briciolo di coraggio in più, devono avere un coraggio intelligente all'interno delle scuole, nelle associazioni, gli editori, le radio, le TV. Abbiamo avuto un passaggio in cui sono balzate fuori due parole in inglese. La prima workshop. Giustamente l'interlocutore ha detto: ma scusate, mi iscriesi conferenza aperta di Salim Basarda workshop, ponemi il laboratorio di Traballo. Ha ragione, perché in questi casi l'integralismo nuoce sempre o quasi sempre. Mi correggerà il professor Puzzo, ma la storia dice così. L'integralismo più o meno va a sbattere. Però su alcune cose di principio che diano un indirizzo, che siano un po' bussola e un po' stella cometa, in un momento in cui i linguaggi sono un melting pot che non finisce più. Abbiamo un continente che è in continua traslazione, si innescono 1000 tradizioni, storie, culture che stanno da un lato aiutando a guardare lontano, dall'altra, se non vengono guidate, come tutte le rivoluzioni, o un po' le governi o almeno ci provi, oppure ti governano. Verrai governato e non avrai più tempo. Andando al sodo, e vado anche a chiudere, la sintesi. Intanto l'altra parola inglese, anzi due, è talent scout, lo diceva il collega che è lì. Com'è che ci dobbiamo porre meglio? Com'è che dobbiamo costruire le maglie del settaccio per far sì che quello che serve sia utile subito, facendo i conti col personale, come diceva Cristina Baiocchi, che va in pensione, con i lavori della direzione di Elisabetta Schirru che si sovrappongono e che anche loro hanno un'infinità di problemi pratici. Chi conosce la macchina amministrativa sa che spesso si può avere la buona volontà, la competenza, l'intuito, ma non basta, perché due occhi, una testa, due mani, oltre non vai. Quindi come si può coniugare la risposta dell'ente pubblico, chiedevano tutti, nel tenere conto di queste sollecitazioni, nel trovare qualcuno che non debba passare ai raggi X della ma tu avevi lo specialista di sardo e poi hai fatto la commissione dove mi chiedevi se quello avesse verificato. Tutti ponevano problemi, un po' di metodo e un po' di struttura. A mio avviso questo è molto interessante. Io credo che la stessa Cristina Baiocchi, lo staff di Elisabetta Schirru, abbia tratto indicazioni importanti, operative. Sono entrati nel merito, è stato un ottimo intervento di una signora, non mi ricordo il comune, ne dico uno che mi piace, Aido Maggiore, che ha detto: ma perché le ragazzine, le adolescenti del mio paese scimmiottano il napoletano perché vedono mare fuori e non sanno parlare il sardo? Quindi allora è venuto subito dopo il guizzo di un altro dei partecipanti che ha detto: ma scusate, proviamo a realizzare delle mini pillole, delle mini fiction, perché tu non puoi raccontare ai ragazzini parlando di editoria, di giornali, per carità, ha ragione l'editore di Macomber con Dages, facciamo i libri, traduciamoli bene, facciamo anche libri che siano utili alla didattica, non solo le storie, non solo Moby Dick o il giovane Werther, no, facciamo libri per la didattica, manuali che siano veramente degli strumenti di lavoro con i docenti che sappiano valorizzare questo svecchiamento del sardo. L'ha detto qualcuno stamattina, ci si vergognava di, no, l'hanno detto da me, ci si vergognava a dire che si parlava in sardo perché sembrava sa cosa de sommoventi, ha detto uno da noi, perché sembrava di essere quelli senza cultura, senza storia, forse anche senza dignità. No, forse è troppo, però comunque un pochettino indietro. Quindi si parlava l'italiano e si parla. Ecco, questo retaggio che deve essere abbandonato, questo svecchiamento mette assieme questi elementi. Una sintesi tra i vari strumenti di comunicazione, divulgazione e informazione. Una sintesi accessibile. Non possono esserci troppi step che slegano la macchina, il lavoro fenomenale che fa la regione
rispetto all'amministrazione pubblica, agli sportelli, a tutte le strutture che comunque devono essere legate, ma soprattutto rispetto alla scuola. Sapete che diceva il professor Lavra, e io ci credo, che il problema del sardo, mettiamola così in maniera molto grossolana, è anche un problema che se lo affronti e lo risolvi, ti elimina anche la dispersione scolastica, aiuta l'inclusione, perché la scuola, quella classe che farà il sardo, non tanto perché è un orpello, quella classe avrà un'attrazione, un appeal. Tu avrai fatto orientamento col tuo liceo. Infatti alla mia domanda, ma i suoi colleghi, un po' ha storto il naso, poi ha spiegato e ha detto, all'inizio molta riluttanza, forse mi stai pestando i piedi nel mio orticello. Poi dopo invece è stata un'adesione che ha soddisfatto. Quindi gli spunti sono tanti, non so se qualcuno farà la fiction poeto aperto anziché mare vivo, però se questo accadesse non sarebbe male. Grazie. Grazie Mario Frongia. Una cosa tocca della narrere. Sempre spruzzente fa vedere su sardu. Dio la povidu in Nugoro, uve medas han attorrau a scoperre sa limba. Ana cominciau a fa vedere in sardo a Surfizzoso. In meda sono ponendo numene sardos a Surfizzos, proprio quando andano a registrare Surfizzos a Sanagrafe, li pone su numene sardu. E dunque best un interesse a Salimba. De sicuro tocca di accattare sos canale giusto per interessare sos prusu, mancari questa età che è andata da esordè che ha sor 20 anni, chi la munnau è sempre più tecnologica e chi pompiata sar fiction come tesina noie tipo mare fuori e chi mancari bicchiere carchidea prusu moderna e prusu che è andata a passo chi su tempus. La nau sa dottoressa Baiocchi Biviti, sa dottoressa Schirro e Stinocche, tutti i funzionari orbisunu, issos sono persone che ischini ponere a frutto finza so scussizzo chi essin a campo oie. Satera mesa de traballo, addobio, laboratorio, mutimulu come te nos parete, este su chi ha per toccasos ufficioso o isportelloso linguisticos. Dunque Andrea Pugeddu nos contata dei teazer favedau e calessuno sa proposta o sa criticarsi vinda tappiu. Grazie. Io devo ringraziare la Regione per aver organizzato questo evento, per avermi dato l'opportunità di questa interessantissima occasione culturale, professionale, che è stata davvero appagante. Poi non posso non ringraziare chi ha partecipato alla tavola di cui mi sono occupato, che ha mostrato non solo la preparazione professionale, la consapevolezza del proprio ruolo, ma anche una passione fuori dal comune. Soprattutto ho apprezzato in particolare il fatto che per quanto si sia fatta un'analisi anche impietosa per alcuni aspetti, ma impietosa per modo di dire, sullo stato delle cose, però l'approccio è sempre stato propositivo, estremamente dialogico anche nelle relazioni che abbiamo avuto con gli amministratori che hanno partecipato. Dicevo impietoso in modo, insomma, una battuta, perché le criticità sono quelle che probabilmente già sono emerse, però in particolare per lo sportello, che è l'elemento capillare del servizio regionale, lì le criticità emergono. Diciamo che i nodi vengono al pettine. La criticità maggiore ovviamente è data quella della disomogeneità sia sotto il profilo territoriale, quindi abbiamo
una sorta di servizio a macchia di leopardo che, per quanto sì, la cartina verde rappresenta che ad esempio il Sulcis ha 100 e qualcosa comuni coinvolti, però in realtà poi forse il servizio si sviluppa in molti meno di quelli che formalmente aderiscono alla provincia, e in ogni caso disomogeneità, perché comunque talvolta l'operatività dello sportello è demandata alle qualità, alle soggettività dell'operatore e quindi alle sue capacità specifiche, alle sue peculiarità specifiche, alla sua formazione, alla sua attitudine e anche al contesto sociale nel quale va ad operare, quindi alla recettività che il territorio ha nei confronti di quella tipologia di servizio. Ed è stato questo forse uno degli elementi sui quali si sono avanzate le proposte più interessanti, perché poi la realtà dello sportellista, dell'ufficio territoriale è quella di doversi confrontare con soggetti che non sempre recepiscono l'esistenza di questo servizio, non sempre se ne avvalgono, non sempre gli attribuiscono la rilevanza che dovrebbe avere. Che la preoccupazione, quella che è emersa, è quella di una percezione di un disuso della lingua sarda. Io condivido quello che hai detto tu, secondo me si sta tornando, però forse è un ritorno che andrebbe, cioè non forse, è un ritorno all'uso che andrebbe comunque necessariamente incentivato e quanto più possibile promosso. Si ha la consapevolezza che la lingua è uno strumento di comunicazione, ma è anche elemento dell'identità, e l'identità, per quanto possa sembrare un ossimoro, non appartiene all'individuo o alla comunità, ma è un patrimonio comune, quindi noi abbiamo il dovere, il diritto di avere la tutela della nostra identità e al contempo abbiamo il dovere di preservarla non solo per noi, per chi verrà dopo di noi, ma per l'intera umanità. Tutte le espressioni umane sono patrimonio comune e non possiamo venir meno a questo dovere che abbiamo nei confronti di tutti per il ruolo che abbiamo nella collettività. Si è tentato di individuare appunto degli elementi che possano portare ad una promozione, ad una maggiore efficacia dell'intervento della Regione attraverso gli sportelli. E abbiamo trovato degli elementi che non comporterebbero grandi investimenti, nel senso che già l'applicazione della legge e quindi l'individuazione e la creazione di una rete di sportelli regionali nel numero di almeno 10 come prevede la legge, già questo con la stabilizzazione del servizio, l'omogeneizzazione dell'operatività dello stesso in ambito regionale, la creazione di un paradigma dell'operatività dello sportello, quindi chi è l'operatore, quale formazione deve avere, quali titoli, come deve operare, quali strumenti debba avere, insomma l'ideazione di una rete di sportelli individuando quel minimo di dotazione che debba avere e quella finalità che debba perseguire nel territorio, senza far sì che in realtà lo sportellista si ritrovi invece a dover far fronte alla sua operatività attingendo solo alla propria individualità, alla propria formazione personale e alla risposta che ha nel territorio. Per avere risposta nel territorio abbiamo individuato nelle scuole un referente fondamentale, nelle scuole, ma perché non nei musei, nelle associazioni, nella società civile. Uno degli elementi per i quali si potrebbe individuare una maggiore operatività, una maggiore diffusione, può essere quello dell'incentivo economico in particolare, che può essere sia diretto, quindi nella promozione di progetti, o indiretto nel condizionamento del finanziamento di progettualità all'utilizzo della lingua sarda, o quantomeno individuare una percentuale dei finanziamenti
da dedicare all'utilizzo della lingua sarda in modo da incentivarne da parte delle amministrazioni l'utilizzo, avvalendosi ovviamente della rete regionale degli sportelli. Rete regionale degli sportelli che, se individuata in questo minimo di 10, avrebbe un costo anche inferiore, simile, anche inferiore allo stanziamento attuale. Certo, 1 milione di euro o poco più alla luce del bilancio regionale è una goccia in un mare. Sicuramente dotare questi servizi di maggiori risorse non comporterebbe sicuramente difficoltà ad una regione che, come sappiamo, purtroppo non riesce a spendere 2 miliardi e mezzo di euro, che non sono poco per una realtà come la nostra. Quindi sicuramente non mancano le risorse. Non mancano le norme, perché sarebbe possibile applicare quelle che già abbiamo a disposizione. Non manca la volontà, non manca le qualità umane di chi già opera nel settore. Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a lavorare. Un elemento che è emerso con molta forza: la promozione attraverso l'utilizzo dei media, che può essere dalla televisione ai social media, di messaggi che comunque promuovano e incentivino l'utilizzo della lingua sarda, perché è evidente che, per quanto in via Roma o in viale Trento si possano dare disposizioni, se non c'è un'adesione da parte di chi sia destinatario di quelle norme, vederle applicate sarà comunque improbabile. Quindi comunque indurre la domanda, far sì che attraverso l'utilizzo dei media, la promozione di campagne e anche la promozione dell'avvalersi dello sportello della lingua sarda, che oggi talvolta nei territori neanche si sa di potersi avvalere di questa opportunità, promuoverne l'opportunità e l'utilizzo attraverso appunto una comunicazione massiva. Devo però chiarire un'altra cosa. Sono d'accordo che biccherete una presenza più forte in media di comunicazione. Questo li schimus che la gente oramai pompia sa televisione, ha sempre su telefono, in tasca, in buzzacca. Dunque, siamo sempre, come intesinata, connessi, no? Abbiamo sempre questo pensamento a bacca pompio, tatti scritto, te batta in Facebook, in Instagram, in cui pure tocca de separare sos canales che a seconda delle età sono su boomer come intesinatoi in preana Facebook, invece sono giovani su Instagram, insomma battono un montone di cose da pompiare. Però pronare Enrico Puzzolu, che la poperividu, issu estincue in Facebook e in Instagram ponete un montone di storie, di cose che comunicano su chi va, che te a maniera moderna, che in cose belleddas, che sono peri simpaticas, dunque in cui forse si ha pure di fantasia des operatori, di accherrere o mancari peri chi scatimpreare un medio come può essere Facebook o Instagram o TikTok o su questi, insomma, questa ordinzos informatico de oggi e chi pruzovano in preana. Casalimba ha bisogno di visibilità, di questo li schimmusu e dunque per questa cosa pure tante aziende a fa che renamos una relata sopra queste cose che sono e sia a campo i sintiri des armesas che su servizio lingua e cultura sarda a biere, legere e a taffacere, insomma tutto sas cose che può fare che li schimusu cose che si possono fare cose che non e dunque issoso de sicuro chi na bistesa ana ischire come se stare mezzo su tutto custar misuras che hanno posto in campo e dunque Dio bostorro gracias pro nos hai scontato de su chi azese fatto in sintesi di custar mesas, adobe or workshop
una cosa tocca delanare a proposito dell'inglese, del workshop, sa limba è viva, e cada limba quando è viva che colliti una paragola, che la ponete in mesuli, date un altro significato, e si sa limba è viva, che renare che la gente la va vedda te l'impreata, dunque non facciamo sospurista sempre, chi chiediamo la limba che va veddavana, iaio nostro, chi non ha conosciuto computer, non ha conosciuto la tecnologia, cerchiamo di essere speri a zicu prusu moderno, noi spuri si idea chiamur de sa limba, che ad sicuro a essere de profetto. Grazie. E come salute. E come amusu una mesa tunda, questa volta la facciamo in pubblico e dunque armutto ai nocche a palco soschiano a partecipare a questo dibattito. Finza spro namusu biere si batta ispuntoso chi può tornare risposta a suo servizio a chi è deve traballare a pustisi pro mezz'orare esas cosas. E tanto Carmen Botti, l'ormuto si poden accurziare, Carmen Botti, Vittorio dell'Aquila, Antonio Ignazio Garau, Micheli Ladu, Paola Pilia, Immacolata Pinto e Sabrina Rasom. Uve che riese, se die, uve, dai. Vi stiamo stottosu? Certo. Dai, vi stiamo stottosu, dunque. Salute a tutti, benevennioso, a chi è non abbiamo conosciuto innanzi, la mormutia mesa tunda, però siamo a zic, dai, a mesu kirku siamo, devono isco poi chi è vivi questo manzano, ma mi pare che vivi in tutto da questo manzano e dunque hanno potuto intendere tutti os atteros interventos e hanno per partecipato a sos workshop, a questo laboratorio tecnico. E dunque devo che cominciare, tenere pazienza a prosar feminar, ma cominciamo dai ultimi della Vilera, Antonio Ignazio Garau, chi è un operatore, un esperto di limba, il suo puro va che televisione, radio, mille cose, sempre in sardo, prosusardo. I te spassi a questa conferenza aperta questa volta. Saluti a tutti. Spazio che ne teniamo bisogno. Ne teniamo bisogno poiché a parte questo demonio di peste e di pandemia che si è tormentato 2 o 3 anni, però teniamo bisogno di esibire tutti a pari e teniamo bisogno di scomprovare sì in questa scarreva dei sportelli linguistici che fu una cosa storica, abbiamo fatto altre, ma l'ultima conferenza via di ora. In questa cosa hanno ad ora che è subando imprentas e che è sa parte forse che si bidi de bruso. Vinis progetto su de isi scollas che su sardo donarà assessori questo mangiano antifirmare un protocollo di accordio con l'ufficio scolastico regionali e non si deve più scalesce che su sardo paga questi intrendi in scuola pure. Sreviada e poi srevidi il suo confronto. Si sono confrontati intra de nostri operatori in Sardegna, i editori, i politici, i operatori del sportello e tutto quanto, ma srevidi a sapere e a comprendere che succedendo in giro in su mondo
e proschettotto in questa bagnarolla che vari che sono un mare in mano, ma la verità è che sul Mediterraneo è un grattacielo piccolo e dunque si vince con questo confronto con Sabrina, e con Vittorio e Srevio. Nei punti bessita sappiamo cosa si importa, non voglio fare il resumo, però 2 o 3 che devo questionare un mese sportello mi pare che è preciso ad Sarragodai. Sapremo, noi sono di più bessiti, un annui in noi, da quando a posti di 51 anni su Stato italiano, ad applicare una norma apposta preferita dell'articolo 6 della Costituzione, do a posto 51 anni e si è raccontato al dottor Beccio che il primo articolo, comma 1, si narra che la lingua ufficiale del Stato italiano è l'italiano, cosa che non è scritto neanche in questa Costituzione. E se non fu scritto i babbo costituenti una ragione da niente, o non dubonni, tanti posti, quando in loco su me da spilloni si può già i bovaus o i vaccas si ci può fuidas. Sara, se da un naro gusto, noi c'è il dottor Schirru, ci sono funzionari, c'è assessori, dai annaiga e l'ompia sora approfittando di questa contrattazione noa che sul Stato italiano è facendo con le regioni. Noi s'allopa de fueddus est a questionare di autonomia severata, autonomia differenziata. Ma poi su Consiglio regionale di Sardegna non approfitta da e quando bene di su ministro Calderoli de turno non due poneus in sa mesa sa questione de sa parità del bilinguismo in Sardegna tra lingua italiana e lingua sarda. Poi di tenere coscienza che in si statuto speciali approvato con lei costituzionale della regione sarda si richiese ciccase su fueddu lingua non si bessi di logo per uno. Dai annai che è bello e è giusto a incurai de insularidadi. È bene fadeus, come a Sardos, a picchiai in Roma e in Bruxelles, in conto de gusto. Però dei annai che in questa ondata de contrattazioni noa del suo poderio intra de Stato e regioni se statuto ordinario o statuto speciali, nos sardos, dui depeu ponni sa questione del suo bilinguismo. Poitta che Dudeniti, grazie a accordi apposti della seconda guerra mondiale in Alto Adige, Sud Tirol, Dudeniti in Friuli, il rapporto su la Slovenia, Dudeniti in Bade d'Aosta, poi la questione della Francia e nosu, approfittando di questa ondata, in cui noi si torna a contrattare i equilibri con il suo Stato, non disponevo su un mese questa cosa. Questa è una cosa la vai che è a capo, io da ingendrai quando furriatrocia virtuosa che si è spacciata da Gabriele Iannaccaro con Vittorio dell'Aquila che è stato antipostumo sul libro in solo, chi ha pensato quando soziologo che dinanta Ostruel, perdonai se pronunzia che non riuscivo a fare, non era mido lui. No, Astruveglia. Issu, Puddu, nara tocca da cattare un tacco in questa furriatrocia, in noi questa furriatrocia deve cominciare a furriare. Io credo che se il Consiglio regionale della Sardegna agatta sa forza su determino ponni in sa mesa della contrattazione no con questo Stato questa cosa in noi in Sardegna di Aferas traballato in sa carrera della coscienza linguistica puro aggiuda da nostro sardos a biazzare questa coscienza linguistica identitaria chi mi pare di che porta si capace un pagardeddo in sonno e appusti si aggiunge altre cose.
Deo tando como, li collo sa paragola Sabrina Rasom, ca issa este in questa parte dell'Italia, uve se all'Accana, che in sa Valle d'Aosta, poi su Trentino, tutto questa minoria, tra virgolette, lo deppiamo narrare, linguistica, che hanno tutela forte, che vengono dai trattati internazionali. Su tedesco, su francese, a malavoglia. Ecco, e tanto deo pro tornare su chi vinnande Antonello. Come è questa cussenzia de solladinoso quando ischini chi provate la limba chi bisogni su territorio batto una tutela che è forte invece espro su ladino il su puro tutelau come in tessa limba sarda namusu. Cioè, servit una tutela che è forte pro fa che resa cussenzia manna a sor cittadinos e dunque pro impreare mezzo sa limba e dunque magari noi scoppiande, non serviti. È un po' quello che cercavo di dire anche questa mattina. Allora, non sempre la tutela forte di un'identità e di una lingua portano a una coscienza linguistica e a un'autocoscienza, quasi se noi dovessimo uscire fuori dal nostro essere ladini, dalla nostra comunità ed osservarci. Manca questo passo perché effettivamente io credo che siamo in una generazione che poi la mia e quella dei nostri figli che non ha combattuto per questi diritti, li ha semplicemente ereditati. Nel momento in cui si eredita senza nessuno sforzo e senza la coscienza di un percorso identitario che è stato fatto, non sempre si riesce poi ad apprezzare il valore di quello che si ha in mano e soprattutto l'importanza. Quindi lo si dà, dicevo stamattina, per scontato. Noi lo abbiamo notato in realtà cercando di declinare fra i ragazzi, soprattutto giovani, della scuola superiore, perché sono quelli che in realtà hanno la capacità anche ragionata di guardare, se incoraggiati, alla loro lingua. Attraverso diversi progetti non solo diciamo locali ma anche sovraregionali e soprattutto europei, a capire quale sia il loro concetto di identità, di lingua e di importanza di parlare, di scrivere, di usare la lingua, come si diceva stamattina. Ed abbiamo scoperto, soprattutto con gli insegnanti che ci hanno seguiti, che tutti rispondono sia importante. In questi progetti abbiamo chiesto ai ragazzi, per esempio, questo è un esempio per farvi capire cosa succede, abbiamo chiesto loro di dire in un video creato da loro in una specie di contest cosa significa per loro il ladino oggi e nel futuro. Lo hanno fatto confrontandosi con altre minoranze, ragazzi di minoranza linguistica in tutta Europa. La risposta di tutti, anche dei ladini, è stata positiva. Sarà il mio futuro, io lo devo parlare, sia importante nella scuola, una cosa quasi poetica. E poi improvvisamente, quando ci siamo trovati a parlarne tutti insieme, con i ragazzi che avevano vinto, diciamo, il contest, loro lo danno per scontato, non hanno assolutamente la coscienza dell'importanza. Dicevo stamattina, non è un'opzione. La lingua la lingua di minoranza è un dovere parlarla, bisogna avere questa capacità, ma questa capacità si ha nel momento in cui si è resi edotti, qualcuno ci dice, ci racconta quello che è successo e soprattutto ci fa capire che siamo parte di una società, quella europea soprattutto, ma anche quella italiana, che è multilingue. E io spezzerei una lancia a favore, passerei dal bilinguismo al plurilinguismo in questo caso, ed è anche questo un passo importante che bisognerebbe fare nel modernizzare il nostro vedere la lingua e al quale stiamo cercando con tanto sforzo in realtà di lavorare, perché adesso io lancio un po' una sfida.
quando si parla di bilinguismo italiano lingua di minoranza, italiano ladino nel nostro caso, ci si aspetta un 50-50. Speriamo in un 50-50. E a volte è difficile scegliere fra l'italiano e il ladino. In una società plurilingue, multilingue, in cui stiamo crescendo i nostri ragazzi, perché naturalmente la realtà è questa, il ladino, secondo me, trova più facilmente un posto, perché comunque siamo in una società multilingue, siamo in una scuola multilingue, e nel caso del ladino, per esempio, la scuola ladina prevede un progetto che in realtà adesso è divenuto obbligatorio, è nato come una comunanza che impara, che significa appunto una comunanza che impara, quindi una comunità che impara. Nel ladino a scuola tutta la famiglia impara, ovviamente, ma si è trasformato in scuola ladina plurilingue, perché accanto all'italiano ci sono il ladino, il tedesco, l'inglese e altre lingue alla scuola superiore, ai licei, eccetera. Per cui il ladino trova il suo posto assieme alle altre. Nel momento in cui invece io faccio scegliere solo fra italiano e ladino, il genitore mi risponde: no, usa quelle ore per fare inglese, per insegnare l'inglese. E questa potrebbe essere una sfida. L'abbiamo capita appunto con i ragazzi che appunto non hanno colto l'importanza del plurilinguismo con il ladino. Quindi le sfide sono due: una scuola, una comunità plurilingue; due, una formazione dei ragazzi del percorso identitario e culturale, non nostalgico, perché questo, io sono molto contraria a questa cosa dell'oddio, stavamo meglio prima, ma stavamo meglio in Austria, insomma, sapete come siamo in Trentino Alto Adige, perché non esiste più, questa cosa è passato, rispettiamo il passato, ma non esiste più, e se noi tornassimo indietro e tornassimo nell'impero, l'impero non ci sta più, quindi che senso ha? Andiamo avanti, guardiamo al futuro, però con una formazione, una consapevolezza e soprattutto con ragazzi che capiscono questa importanza, perché quando poi gliela spieghi loro lo sanno, lo intuiscono, lo vedono. Però senza dirglielo è difficile, perché non conoscono assolutamente le realtà di minoranza né sul nostro territorio italiano né quello europeo. Pensano di essere una meteora caduta dal nulla e quindi non si sentono inseriti in un contesto multiculturale, multidentitario e multilinguistico. E, per quanto riguarda invece, chiudo, gli adulti, direi stessa cosa, perché nella generazione nostra, diciamo quella di mezza età, insomma, ci troviamo spesso abbiamo appena finito appunto di raccogliere, di commentare, lo stiamo facendo, i dati di un'inchiesta sociolinguistica sul ladino, il mocheno e il cimbro, e è evidente che tutti si dicono ladini, si sentono ladini, siamo a un 80%, lei si considera ladino? Sì. Vorrebbe il ladino più ladino alla televisione, il ladino bisognerebbe impararlo di più, studiarlo di più, tutti sì, ma tu cosa stai facendo per fare questa cosa? Però interpreterei il dato ancora positivamente, perché serve uno step di formazione, comunque di autocoscienza. Awareness planning, questa mattina si diceva, ecco. E tanto a proposito di formazione, di un'autocoscienza, una coscienza che depimus acquisire dai candos e murminores, ed io pedo a Immacolata Pinto e de formazione non pezzi de esos pizzinnos de che è andata a scuola, a università, ma peri de esos formadores, de esos insegnantes, e de chi è università di adeperare già una coscienza de sa limba, de su chi capitata in attero locoso, mescamente a proposito de esar minorias. Come intesemus is università? Bidi accherrere un curso apposito prosos insegnantes e prolinarrere pompia sa politica linguistica si va che in questa maniera.
in Europa bisogna custare minorias, in si va che in questa maniera, noi sitte podimmo facere, commente podimmo mezzorare, commente, insomma, su confronto per chinatteros, però fa che era maniera che quando andano a scuola, ischini, commente deppen per contare a sospizzinnoso di questa minoria nostra sarda, che potete andare in Europa a Paris a tottusa atteras. Certo, certo. Per quanto riguarda la formazione è proprio, diciamo, una delle due dimensioni del progetto di certificazione che porta dietro di sé, come dicevamo prima, come è stato detto stamattina, come dalla RAS è stato condiviso, porta dietro di sé la certificazione una dimensione didattica e di ricerca. Le due cose vanno insieme. Di didattica perché? Lo vediamo anche con il laboratorio di lingua sarda, che peraltro sta andando benissimo, poi vi darò anche i numeri se volete. Da quando abbiamo formato appunto attraverso le discipline fondamentali, se vogliamo appunto elevare il sardo al pari delle altre lingue europee, e quindi discipline di glottodidattica, sociolinguistica, di esperti di lingue minoritarie, da quando abbiamo formato i nostri lettori, i nostri studenti sono molto più contenti delle lezioni. Perché? Perché si sono riusciti a creare delle unità didattiche più ricche, più idonee per i diversi livelli di lingua, perché naturalmente il famoso sillabo di cui si parla un po' sempre non è altro che rendere visibili quelli che sono i diversi livelli A1, B1, B2, C1 e così via, ovvero i diversi livelli di elaborazione, perché è semplificativo a volte dire di un sardo migliore o peggiore, di una lingua. Cosa vuol dire? Una lingua con vari registri, così come Gaetano Berruto ci ha insegnato. E quindi ecco perché da questo incontro, peraltro apprezzo molto l'aggettivo aperta, che vuol dire tante cose, e vi ringrazio. Sì, abbiamo proprio appreso come è importante una sociolinguistica del sardo, dei registri del sardo, perché noi non dobbiamo avere paura di tornare alla scienza, perché solo un gruppo di scienziati, e naturalmente una regione che ha creduto un pochettino, spero, in noi, e io sono qui in rappresentanza del gruppo, della squadra, oltre che di lettori naturalmente formati, e torniamo a sopra, insomma, e quindi questo ha fatto sì che noi abbiamo potuto poi elaborare una prova di certificazione con tutti quei presupposti. Allo stesso modo, piano piano ci darà la possibilità di creare un bacino di dati e di strategie per migliorare la formazione dei docenti e migliorare anche le nostre ricerche di sardo, che però già portavamo, e prima di me, molto meglio di me, altri, e che sappiamo, perché il sardo appunto è in un contesto aperto, all'interno delle lingue del Mediterraneo, come ci ha insegnato Wagner, come ci ha insegnato allo stesso modo il professor Paulis. I filologi romanzi poi cosa hanno fatto di importante? Si sono aperti alla dimensione contemporanea del sardo, con la linguistica sarda. E quindi, come vedete, io ringrazio appunto coloro che, non l'ho detto subito, però appunto è di dovere ringraziare per l'invito, naturalmente. Ringrazio anche l'agenzia Cassiopea, perché c'era veramente, il facilitatore aveva un'attenzione a tutto ciò che noi dicevamo e anche a tutto l'uditorio, che ha una pazienza, devo dire, che oggi è rara, perché, come si dice, gli eventi in genere sono sempre molto brevi. Vi ringrazio. A questo punto, dottoressa, tocca a lei, perché stiamo parlando di una lingua moderna, di una lingua che deve entrare dappertutto, in tutte le case,
E oggi un focus particolare l'abbiamo proprio dedicato ai mezzi di comunicazione, perché per una lingua di minoranza come quella sarda, essere vista, essere sentita in televisione e in radio, lasciamo da parte i social, è molto importante, perché siamo tempestati dall'italiano e da altre lingue, per cui vedere dei programmi in televisione è comunque una novità e magari se li vedessimo in orari un po' più consoni non sarebbe male. Per cui ci racconti un po' anche di come state procedendo. Allora, io sono venuta come responsabile della Rai Sardegna 1 anno e mezzo fa. Mi sono trovata in questa realtà che non conoscevo assolutamente e per me è stata una bellissima sorpresa. Se può interessare l'occhio di una persona che non è sarda come me e che è venuta qui per uno scopo, per portare la lingua sarda nella televisione pubblica, eccetera. Appena arrivata mi sono scontrata con la moltitudine delle lingue sarde, per cui pensavo di aver imparato un vocabolo, dopo 5 minuti era un altro, dopo un altro minuto era un altro ancora, quindi mi sono trovata un pochettino così. Però la bellezza è anche questa, la diversità. Noi cerchiamo di coprire con i nostri programmi radiofonici e televisivi tutte le diversità delle lingue, il lugutorese, ho imparato il campidanese, eccetera. Ho visto, mi sono documentato un pochettino su un rapporto della regione che parlava, che rappresentava che praticamente circa il 70% parlano e capiscono correttamente il sardo, un altro 30% lo ascolta bene ma non lo parla. E poi c'è quella piccola fetta che non lo ascolta e non lo parla. Io spero piano piano di rientrare in quel 30%, almeno che lo capisco, anche se a parlare sarà molto difficile. La cosa che subito ho notato è l'entusiasmo soprattutto di una generazione, quella che può essere la mia o della maggior parte dei presenti qua, nel recuperare questa lingua. L'obiettivo però che mi sono posto io e quindi la RAI è quello di coinvolgere i giovani, perché l'aspetto dei giovani sono quelli più distratti, sono quelli che giustamente vogliono conoscere l'inglese, vogliono conoscere l'italiano per girare il mondo. E quindi danno meno, con la globalizzazione, danno meno importanza alle origini, a quello che invece è la loro origine, il loro essere. Quindi nella nostra programmazione stiamo facendo, quest'anno ci sarà un aspetto centrato sui giovani. In che modo? Lei diceva giustamente, andiamo in onda in un orario un po' particolare. Andiamo in onda la domenica dalle 9:30 alle 10:30. Cosa potrebbe catturare l'attenzione? Sicuramente a quell'ora la cucina, perché ci si prepara a cucinare, ci si prepara a preparare il pranzo, eccetera. E abbiamo fatto questo, abbiamo cercato di spiegare le ricette della nonna sarda per i sardi e quindi avvicinarci a quella popolazione che in quel momento sta in cucina, tra piatti, fornelli, eccetera. La mattina della domenica alle 9:30 è difficile catturare il ragazzo perché ha fatto mezzanotte il sabato, come oramai tutti i ragazzi fanno le 4, ecco. Pensavo che solo i miei figli facevano le 4, no? Ecco. E arrivano alle 4, è difficile alzarsi alle 9:30 per seguire un programma RAI perché fa sardo. Noi però abbiamo quella fascia fino a che non sarà cambiata, quindi ho pensato che nella nuova programmazione quale potrebbe essere che cattura il giovane? La musica.
la musica, il ragazzo che si alza, anche stordito, anche rimbambito, come si svegliano i ragazzi, magari sentendo la musica che la mamma sta in cucina, il papà sta in cucina, eccetera, sente la musica, incomincia a cantare in sardo, perché io una cosa che ho trovato meravigliosa è la musica che avete qua in Sardegna. Ci sono delle melodie e non le capisco, cercando di entrare in quel 30%, però la musica è meravigliosa. E quindi se un ragazzo incomincia a cantare e a soffermarsi a vedere quello spettacolo perché stanno facendo musica, ecco, è come gli altri ragazzi che cantando l'inglese poi piano piano imparano l'inglese, cantando il sardo piano piano imparano il sardo. Un nostro sforzo è stato anche quello di rivolgerci ai bambini, questo è sempre in collaborazione con la Regione Sardegna. Avevamo fatto tempo fa dei cartoni animati in lingua sarda e abbiamo visto che nelle scuole, molto spesso, soprattutto nelle scuole elementari, vengono trasmessi, vengono fatti vedere, perché tutti questi programmi adesso da febbraio di quest'anno stanno su Rai Play, quindi è possibile non solo alle 9:30, alle 10:30, ma in qualsiasi ora del giorno vedere, ascoltare e vedere questi programmi. Quindi abbiamo visto, analizzando un po' i dati di Rai Play, i dati diciamo delle persone che cliccano su Rai Play, che sorprendentemente c'è una platea di ascolto di bambini. Ovviamente è riferita a quei cartoni animati, perché un bambino non si metterà mai, è riferita a quei cartoni animati che probabilmente il link è salito perché ci sono molti insegnanti nella regione che fanno vedere quei cartoni animati in lingua sarda ai bambini. E su questo relativo successo noi vogliamo pure continuare. A giorni Rai trasmetterà sulla rete nazionale, trasmetterà Il Piccolo Principe. Noi abbiamo preso i diritti per tradurlo anche in lingua sarda e quindi trasmetteremo, ovviamente per i bambini si sa che l'attenzione ai bambini è 5 minuti, dopodiché non seguono più, quindi sarà uno sforzo inserire nella nostra programmazione questi 5 minuti, perché è difficile poi in un palinsesto mettere 5 minuti, però con la speranza che poi andando sul Rai Play il bambino possa guardarlo, possa vederlo, eccetera. Quindi bambini con cartoni animati, giovani con musica, ricette e poi c'è tanta cultura. Noi abbiamo trasmesso l'anno scorso radiofonicamente per radio Dante in lingua sarda, cioè che è la lingua del sommo poeta tradotta in sardo. Quindi anche a livello culturale diamo un grosso aiuto, apporto alla lingua. Diciamo che stiamo cercando di prendere tutti i segmenti pur di incrementare questa lingua, portarla ai giovani, ma sempre nel rispetto delle tradizioni, ecco, perché noi puntiamo sempre poi nel raccontare tutte le tradizioni e tutto ciò che avviene in Sardegna. Però gliela butto lì, a proposito della musica. I ragazzi oggi ascoltano trap, hip hop, tutte queste, lo sappiamo, questi generi che noi boomer. Però in Sardegna ci sono tantissimi gruppi e tantissimi musicisti che fanno quel tipo di musica in sardo. Quindi ecco, dico, se proprio vogliamo, perché di musica tradizionale già ne ascoltano tanta, perché insomma più o meno un po' tutti. No. Forse manca quel invece. Noi faremo delle puntate, saranno un piccolo esperimento quest'anno, certo. Poi magari incrementeremo, forse 5 puntate riusciamo a fare, una hip hop, una rock, c'è anche gli esperimenti che poi insomma ci stanno tutte le tipologie di musica, certo, è questo. E racconteremo proprio la storia di questi gruppi musicali giovani. Io non lo catturo il giovane se gli faccio sentire i tenores, che è una musica meravigliosa, però per il giovane
cerca altri lidi. Ma quelle le trova già, mentre Quelle le invece trova. magari questi generi un po' più moderni Noi faremo rock, per loro. pop, jazz, saranno 5 stili di C'è musica comunque diversi. sì, un tessuto molto fertile di questo genere di musica, quindi insomma ci aspettiamo grandi cose, qui ce lo sta dicendo e noi controlleremo. Certo, l'anno 21 saremo qua a raccontare com'è andata. Ecco, benissimo, grazie. Un applauso. Siccome a Musperi chi va che televisione e radio, in sardo in su privau, nelle reti private, e tanto Paola Pilia, chi va che su telegiornale in sardo, e non pezzicussu però, e tanto ti pedo di questa esperienza, prima di tutto su telegiornale, che noi eschi Franco Tele Sardegna, chi lo va chi a e chi si chita lo va, che è come per Sardegna 1, chi lo va, che te dunque commentes questa esperienza e finza s'importanza di avere s'informazione in sardo bene fatta, gai commente la vedimus in italiano, in professionista. E all'utto, allego un sardo, una varia considerazione in ordine sparso, ma spunto viene a questo che mi pregunta. Grazie per sattoio da voi, che secondo me siete importanti alla fine per il confronto con il funzionario regionale. Si può che gli operatori non tengono occasione ormai di si confrontare con il funzionario, invece oggi secondo me siete in occasioni importanti. Il dottore Sabaiocchi è una persona meda pratica, meda smart e quindi allegare con essa oggi è una cosa che secondo me serve un meda. Della regione, sono sempre a disponimento. Oggi vabbè, è una conferenza certo, aperta, certo, però Badenarre, chi sono funzionari, si voi lo scherier fa vedere, l'ormutiese, cioè, isso bisogna sempre, dunque, finza chi ha bisogno, deve vedere chi isso, finza sposi confrontare, sopra qualche cosa, certo. Isso sono sempre a disposizione, questo lo dobbiamo narrare, non pezzoie. Posso spondere questo che per raccontare tu su delle giornali esti un impegno massimo. Secondo me questa cosa più difficile che ha provato a cominciare a fare informazioni in lingua sarda e sono vendute da su 2005, quindi punti a Normeda. Intanto è una cosa che è ogni giorno, è una cosa che viene da confronto con fueddus e con temas che intendere fetti in italiano. E dunque è difficile in meda, auguro a spondere ai gusti che gastiano ogni giorno di uomo e che punti biendo, chi sbaglia o chi non sbaglia, questo fueddo. Però, è una cosa a posti di un pago di gusto ti devo poter fine scescere. Credo che sia una cosa importante in meta, possa lingua puro, posso usarlo. Una delle cose più importanti che si può fare in Sardegna 1 è un canale che lo dessi tutto in sardo e non c'ha di meda esperienza, è tutto in sardo con su delle giornali che non è sta intro de imprentas, è fuori de imprentas, che questa è una cosa che conta. Oggi in su workshop che ho fatto, in questa riunione che dove si intende in sardo, ho ornato un montone di cose, e ho usato fino a metà delle formazioni, però a me, potrei su conto della normalizzazione della lingua, mi pare che questa cosa fondamentale è sta fare cose fatte bene. Poiché devo fare uno telegiornale con professionisti, che non funti pensando che su sardo, ma a noi rinnovasa in sordini giusto e ad astorrare a noi come ti punti, questo è importante, questo mi porta da questa normalizzazione della lingua. Quando devo fare un programma poi più, e non su dove si chiama da gioca a gioco, questo sì che sta in imprenta, non sto inventando un programma per imparare a usare da spippius, sto inventando un programma a UA, Apus e DAO, uno del sardo che tiene più importanza in Italia per canzoni per spippius. Quando devo fare a giocare a gioco, l'amo a Renzo Cugis, che ha girato su Europa con il suo progetto Villa Rock and Roll e Serbao fino a Sagante e Fiorello, e Renzo Cugis mi va di canzoni in sardo. Figliur mio,
che vunti su test primario, non volenti prus intendere canzoni in italiano, ma da volenti intendere in sardo. Ma mica vuoi testi in sardo, puoi testi su sardo che canta Renzo Cuggis, che vai canzoni che vunti capolavoro, su, moi non ne voglio esagerare, però vunti canzoni bella armeda. Io voglio andare vine oltre, andai prusa innanti, de così chi fornendo lui, e cioè alle corde radio e televisioni e poi alle corde social network. No, non su manco questo, perché il social network molti già ha introdotto sul linguaggio nostro, cioè quando uno si pensa ai sinconier dei giocaggi punti, un libro di 3 minuti, una canzone di 3 minuti, una storia di 3 minuti, questo punti già è contenuto social, questo chi su più non te ne gane se dobbiare in televisione, se tu cassi da me su Facebook o Instagram di sa mamma, non se già pensavo a questo, se su come te ma secondo me non puoi stare usare bravo, poi su sistema del media demo ti domanda questo, è questo che devi per fare, io le saparai a intro e che io le stenni attenzione viene despippioso. Cioè, hai tutto il servizio dei telegiornali andano già come contributor social e secondo me sa forza dei suoi canali è fine questo. Questo mi porta poi a un'altra cosa, che non mi dorra da un suo conto che appunto in voi meda, che mi pare di un conto un pago antico, poi cargiovano il fonte attese su sardo. Non è vero. Voi da Ici anno orfai, ma noi non è prusa Ici. Il giovane su sardo è tornato, cioè lì addirittura che è tornato de moda su sardo, cioè in ciadi comunità artistica, scientifica, che nel social alleganta fetti in sardo, devo su conto del su picciocco che tocca da andiettiri poi e a da cioppai poi deve intendere su sardo. Non mi darà pruso, cioè c'è una comunità scientifica con ricercatori del Gran Sasso, INAF, che vunti in mezzo a Science Telescope, in mezzo a tutte le cose scientifiche sprude in porto, che vanti divulgazioni in sardo. E dar fare a prescindere da Sardegna 1, da Radio Televisione Sarda, delle unioni, de dotto, davanti, voi anticomprendio, che su sardo esti un valore. Cu surnoso, si deve per obiettivi a intro, ma non commente pubblico, commente risorsa, poi tanto viene a forza nostra, infatti noi in questo progetto che sto pensando con Spippiuso, sto esponendo una rubrica di scienza, spero di non spoilerare uno, perché questo progetto è ancora avvendo, però secondo me questa è una risorsa, cioè in quanti influencer che allegano in sardo, non è vero che non allegano in sardo, cantano in sardo spicciocco, cioè poi certo che la tradizione sono importanti, però se sto allegando è una cosa che è già in fatto, ma non è che non c'è nuda ancora da vai, è su una strada di seguire ma che è già aperta a meta, non si deve più seguire andare in suo cammino, ma se già è forte in questo. Ultima cosa, e poi sicuramente in Cebasca mi gito la sua parola, è questa questione noi si usa le fine dei consigli che si possono intonare a questa regione, fino a poi fai meglio scusa lei. Chi secondo me è meta spostata in questa produzione più che in questa diffusione, in devo usare un meta con questa regione strumentale stati uno da stemma, cioè è giusta fare produzione di una ad una che va in programma, però non si usa sprenur di produzione meravigliosa, cioè Elio Tornarte male ha fatto cose spettacolari, Torre Cuvedo, io potrei sbagliare un meta con Torre Cuvedo per una produzione e quindi voi in studio un solo, tenete un montone film, un montone documentario, cioè un montone di cose schivunti in cui virmas e chi non bi nemmus, tanto forse da editori di depernai Castega a mancare con Benidi, a mandare in onda fino a cosa già fatta, cioè pur da mandare in onda una produzione NOA in cui uno gica sempre da fare una cosa NOA e insomma Narauska, se urbiendo cosa bella, ma se urbiendo cosa che Narausu non ha passato in questa storia di questa televisione italiana e di questa radio televisione italiana, forse è meglio a riformulare e a ripensare i gusti, a mancare a poter immaginare fino a un palinsesto un treo fatto con produzione, se manca idea gioca a gioco, ci posso attaccare un cartone animato e mi danno spippiuso un collauso pure da mezz'ora. Mi pare che appunto ho detto, scusate la lunghezza e comunque grazie a tutti. Devo però fare una domanda. Voglio fare una domanda, dottoressa, in generale. Vediamo sempre de giovanos, però una barant'anni non è giovane, stu nomine o una femmina. Quindi giovanos, aspetta, giovanos,
cioè giovani, no? A 40 anni uno è un uomo o una donna, no? 30, dai 30 siamo già verso un'età. Quindi giovani cosa intendiamo? Dai 10 ai 20 anni? Cioè mettiamoci anche d'accordo sul termine giovani, perché se parliamo di giovani e quindi di ragazzi, allora dobbiamo tarare diversamente anche in programmi. Poi che ci siano dei giovani che già sono quarantenni, che parlano di scienza, che fanno divulgazione in sardo, dai 30 ai 40. Dunque, finché questo però pensiamo su target ragazzi, giovani, adulti, che uno dai 30 a 40 anni è un adulto, insomma, dai, e finché a suo interesse sono diverso da uno che da 20. Quindi, riflessione, me ledu, sopra sedade. No, questo, grazie. Ti lascio per ultimo, Michè. Vittorio dell'Aquila, siccome tu gira su mondo, fa vedere su un montone limbasa, medar finza limbar de minoria, ma secondo te, tutte le proposte che sono sias a campo, tu hai scritto per un libro, Lingua e media di minoranza, no? Si può ponere in pratica e si può ponere in pratica commente prosusardo. Domanda da 100 milioni di dollari. Che pazienza. Ta-da! Che pazienza. Che pazienza. Prima parto con una proposta cattiva. Parto con una proposta cattiva, riprendendo quello che ha detto lui prima. Plurilinguismo, sì, certo, assolutamente. Assolutamente. Non funziona il microfono di Vittorio dell'Aquila. Questo? Sì, adesso funziona. Sì, il plurilinguismo dappertutto. Però, e poi lo riprendiamo quello che tu hai chiesto, ma tu hai detto perché nella Costituzione, legge sulla autonomia, non si prende in conto il bilinguismo totale italiano-sardo? E perché non il monolinguismo sardo? Non il monolinguismo sardo istituzionale? Perché no? Perché no? Ma avete pensato a un Canton Ticino bilingue italiano-tedesco? O le Fiandre bilingui, sono state francese e olandese? E perché il sardo solo no? Poi all'inquesta facevano plurilinguismo. Perché no? Perché no? La Sardegna è di lingua sarda. Bene, perché no? Adesso non si può più fare. Ma nel 50? Perché non ci si pensa mai? Ora sto esagerando, però non ci si è mai pensato. Perché no? Poi c'è spazio anche per l'italiano, ci mancherebbe, per il catalano. Però questo non ci si pensa. Bilinguismo, no, la Sardegna è diversa, è a sardo. Poi pensiamo allo spazio dell'italiano. Qui stiamo parlando in Sardegna di sardo, lingua di minoranza. Ma è la lingua della Sardegna. Perché di minoranza? Ok, bene, come on. Si può applicare. Dove è andata? Ah, lì. Ti vedevo più. Si può applicare, certo che si può applicare. Se non è troppo tardi. Anni fa avevo quasi litigato, tanti anni fa, a Barcellona, le grandissime lezioni del professor Bastardo da Ciboada di pianificazione linguistica. Era 25 anni fa, la Catalogna era al centro della pianificazione linguistica, faceva lezioni in catalano e però tutti potevano rispondere in catalano, spagnolo, gallego, in basco era difficile, però c'è gente che parlava in gallego e lui però diceva finché non arriviamo all'indipendenza non arriveremo alla salvezza del sardo. Independenza e del sardo, del català e després català. Dicevo, beh, ma aspetta, non per forza, dipende dalla situazione politica, non ha bisogno il Canton Ticino di essere indipendente dalla Svizzera per avere l'italiano, dipende dalla situazione.
Ora, scusate se sono ripetitivo e egocentrico, in un articolo vecchissimo sulla situazione di pace o di conflitto, lo svedese in Finlandia fino a qualche anno fa se ne stava bene con il finlandese, mentre il catalano in Spagna continua a litigare, dipende dalle situazioni. Il catalano litiga con lo spagnolo, però può realizzare molto. Lo svedese in Svezia fino appunto praticamente all'ultimo governo gli stava abbastanza bene. Il sardo non è che litiga con l'italiano, subisce. E finché subisce non va da nessuna parte, ma non è colpa né della comunità italiana, è una colpa storica. Tutto è applicabile, dipende dalla situazione. Rimetto sul sardo, infatti me l'hai detto. Parlavamo prima, no? Il norvegese ha 2 standard, ma la Norvegia ha il primo, secondo, il terzo, dipende dagli anni, al reddito pro capite più alto del mondo, è uno stato indipendente con il petrolio, può fare anche 27 varianti scritte e nessuno dice niente. Il sardo non ha il reddito più alto d'Europa, la Sardegna non ce l'ha, non ha un'autonomia, che non cita la lingua, cosa fa? Tutto è possibile secondo le situazioni, quando non è troppo tardi. Tu mi hai fatto una domanda, io non posso sapere, non lo posso sapere. Certo che le indicazioni che ci sono, devo dire una cosa, l'ho detto forse prima, sono stato qui forse l'ultima volta, 7 anni fa, 8 anni fa, a parte che siamo sempre gli stessi, scusa, e sempre belli, non invecchiamo mai, siamo sempre belli, tutti giovani, esatto, siamo sempre giovani, tutti a 25 anni, come diceva mia nonna la sua volta, la terza volta che fatti i 25. Siamo sempre belli, però vedo che c'è tanta grinta, forse c'è volontà, però il problema è, abbiamo la società che ci segue? Sì, un po' sì, se abbiamo gli strumenti giusti ce l'abbiamo. Quanto abbiamo contro? Cioè la Catalogna è veramente a rischio di conflitto, perché c'è una parte della società al di fuori della Catalogna che dice no. C'è anche il discorso falso in Finlandia che si dice che se ne vadano in Svezia questi svedesi che abitano lì probabilmente prima dell'arrivo dei Finni, quindi periodo indoeuropeo. Dipende un po' dall'interpretazione, no? In Irlanda i protestanti sono chiamati newcomers, quando sono arrivati 400 anni fa, newcomers. Quindi un po', intanto ci mettiamo in pace. Però c'è un problema, quel problema che ho sempre detto della Sardegna è un problema grosso. L'insularità. Se io sono in Val di Fassa o in Val Gardena, se mi considero ladino o mi chiamano a parlare per il ladino dico qualcosa sul ladino. Se no, se mi considero italiano o tedesco, a meno che non mi diano un colpo sulla testa, sto zitto. Invece siamo insulari in Sardegna. Tutti coloro che hanno un piede in Sardegna dicono la loro. Non solo chi parla sardo. È giusto, la sardità sta intorno. Io sono qua, pensate un po', piombato da Stoccolma, dico la mia, però almeno mi avete invitato. C'è tutto un mondo intorno a questa insularità e quindi un conflitto interno che erode la Sardegna. Lo sapete anche voi, l'insularità come funziona. È bellissima, però un po' questo. Si può applicare, sì, com'era? Ripetimi la domanda precisa, ti dico sì e no, com'era? In base alla tua esperienza, che È sei stato... sardo. Cosa si potrebbe applicare alla Sardegna? Stringi però. Sì, no, stringi, no, non possiamo, cosa si può applicare alla Sardegna? Sui media, dobbiamo rimanere ai media, l'abbiamo già visto, i media l'ha già detto lei, l'ha detto bene, ci vuole... Io non lo so, se mancano i soldi non si fa niente, scusate, ci vogliono un po' più di soldi, se non c'è... Quando a un certo punto, a furia, è vero e non lo consiglierei, perché è stesso così, a furia di bombe sotto i piloni della BBC, in Galles è nato Espeduarec, cioè il canale in gallese, tutto in gallese, di Stato, pagato dallo Stato, tutto in gallese. Che cosa faceva? Il rugby. E poi una telenovela di quelle terribili, EastEnders, Publicum, una cosa noiosissima. E cosa ha fatto la televisione catalana appena è nata? Ha preso i diritti del Barça e se li è tenuti lì. Benissimo, allora il Cagliari mi sa che insegnerà. Ok, compra tutto, si compra anche il Napoli e fa tutto quanto in sardo. Però deve avere i soldi, voglio vedere comprarvi i diritti del... Poi il Napoli non frega nessuno, non fa niente. Qua deve comprarsi i diritti, questo è sulla televisione. E che cosa facciamo? Piccoli passi, la certificazione, bellissima, per fortuna che c'è. Primo passo, e poi
un altro passo e un altro ancora. Si uscirà dalle scuole in sardo e io ho fatto il liceo classico in sardo, quindi sono già certificato in sardo, ho fatto il liceo classico in sardo. Chi ha fatto il liceo classico in sardo? Esatto. Eppure avevo un amico che adesso è professore di filosofia e finisco, che si chiama De Gennaro, è di lingua tedesca perché ha fatto il liceo classico a Merano in tedesco, quindi lui è di lingua tedesca e si chiama De Gennaro, non ha importanza. Quindi io posso chiamarmi dell'Aquila, essere uscito dalla scuola in sardo e sono certificato automaticamente, però questo è futuro, È un po' futuro, però si può. Sì, scusa. Prego. E non è una critica sulla certificazione, mi piace molto. Poi, diciamo, in questa è un vulcano, ecco, diciamo, è un vulcano, no? Possiamo dire. È molto interessante l'ultima parte perché proprio in questi ultimi tempi stavo proprio riflettendo su questo aspetto, probabilmente non un liceo classico in sardo, ma un docente di lingue classiche che può insegnare anche il sardo. E questo secondo me, no, tornando un po' alla riflessione critica che insieme alla Regione abbiamo fatto, non dobbiamo pensare a un docente forse solo di sardo, è riduttivo. E quindi poi mi è venuta in mente, professore, mi dica lei, eventualmente la Regione ha il potere di creare una classe di concorso? No. E allora devi fare una richiesta al Ministero, probabilmente, così come per esempio è stata inserita la nuova classe, quella classe A23 per insegnare benissimo l'italiano agli stranieri. Quindi non è che non ci puoi arrivare, perché se è vero che le lingue minoritarie, come peraltro Luca Serianni, purtroppo pochi giorni prima di morire ha detto proprio in una trasmissione di Rai Storia, che la Rai è sempre un modello, anche TV Talk, tornando alle osservazioni della collega e dottoressa Pilia, insomma siamo tutti colleghi qui. Appunto bisognerebbe probabilmente sondare questa possibilità e quindi creare un'opportunità formativa in più per i docenti e per gli studenti che si laureano in Sardegna. Quindi quello potrebbe essere sicuramente una possibilità. Va bene, vi ringrazio. Posso aggiungerti una cosina su questo? A 10 anni della legge 482, quindi secolo scorso, il Ministero dell'Istruzione italiano aveva dato a Gabriele Iannaccaro il compito di studiare la situazione nelle scuole. Attaccato a Gabriele Iannaccaro c'ero io, Zacchete, e abbiamo lavorato assieme. La proposta fatta da Iannaccaro, a quel punto professore associato di linguistica, era: adesso facciamo un master, cominciamo a preparare il primo livello per creare persone che sappiano sulle lingue minoritarie. Lo coordiniamo tra Milano e Roma, quello che c'è, e per il coordinamento generale, poi facciamo le varie sedi locali e facciamo una magistrale in questo. Da qui passeremo al prossimo punto e al punto di creare le classi di concorso. È stato insabbiato però. Riproviamo. Adesso mi hai fatto ricordare quello che stavo per dire, sono veramente stanca. Su Luca Serianni, in questo appunto episodio della Rai Storia, quindi registrato, diceva: dovremmo oggi, detto da un linguista italiano, conoscere almeno 5 lingue, ok? La nostra lingua naturalmente madre, poi l'inglese, un'altra lingua europea, un'altra ancora di un continente diverso dall'Europa e infine una lingua tutelata dall'Europa, cioè una lingua di minoranza minoritaria tutelata dall'Europa. Quindi mi sembra veramente un punto importante che si inserisce in un eventuale appunto progetto e allargamento di classi di concorso. Vi ringrazio. E come tocca a te, Michele Ladu? Michele Ladu pure è un attivista della lingua, da quantos anni Michele? Giovani, il suo pure ha fatto sportello, come va che televisione,
Boh, tu e poi se speri bravo chi in social, chi sa tecnologia, Micheli, chi su computer, chi sa grafica, e tu chi prosusardo a traballare umeda, da esempio, e tu un pilastro del sportello linguistico regionale, questo lo può dimostrare. Michele, in tutto questo anno, che tu oramai da canto, da quantos anni stai traballando prosusardo? Ti lamentas? Dai su primi sportelli di due Amizza in quarto. Sì, io voglio cominciare prima con una cosa, da traduttore anche, da operatore. Mitologicamente chi è traballa in Susardo, in televisione, è sempre sotto bersaglio, esame, cose. Allora, prima di tutto, crediamo su una cosa, la conferenza con so stress workshop è stata fatta per fare questo spettacolo apposta di Elio Turno Artemale, che è un workshopino. Cioè, abbiamo costruito tutto questo per fare il spettacolo di Elio, non si invece. E la questione invece, tornando a secondo io convinto per formazione filosofica, da Antonello, poi te inconsciamente o anzi volutamente il Catherine Will Model Deus fatto tutto, sta andando questa furriola di creazione, di domanda, risposta, richiesta di più utenti, formazione, maggiore formazione, cantatelo. La questione è chi è dubbio apposti di vincere dei workshop o dei imprentas è chi vada una capio logicamente tra questi tre workshop, ma aver vinto una forma di richiesta o di creazione di un'economia parallela. Poi te sapete di questo stiamo questionando. Cioè, sta a narrare chi hanno creato con imprentas o con la richiesta appunto di certificazione che sta capiata o con solo sportello un traballo che in suo mondo namosu saturo tra virgolette in italiano ha dato tretto a altra gente a traballare con mente su convinto che su traballo posa l'imbar de minoria in generale ma posa usarlo fino da questo siamo alle prime armi, eravamo tutti un po' stontonati. E plus scolato sul tempo, e plus vesti stato questa richiesta di professionalizzazione. Difatti, chi questionamo dei programmi televisivi e anche dentro di scuola, veste già su bisogno non tanto di fare plus programmi, non tanto di fare programmi innovativi, tra virgolette, che a questo non lo fai manco più italiano, cioè sono gli stessi programmi fatti come? Fatti meglio. Stanno lì un utente, a prescindere dal target, sia da mano o un PPE per i cartoni o per le cose di canzoni, sa bisogna che questo è un prodotto che vale, a prescindere dalla lingua che impita. Questa professionalizzazione di Susardo arriva da questo, cioè Susardo arriva a guerrare in italiano non in quanto lingua, ma in quanto proponente di prodotti che hanno la stessa competenza, cioè quindi saltare il bilinguismo, che è quello solo parlato nel senso parlato, ma qualitativo, nel senso che essendo una lingua uguale all'italiano, produce produttos uguale all'italiano. Come tenava dal subiado di Gabriele Iannacaro, a scuola un bambino se ne accorge che è una lingua di minoranza e di minoranza quando si ritrova la cosa fotocopiata. Ok, ecco, la fotocopia dialettale, non mi ricordo com'era. Quindi, su passo che si è fatto in questo anno, è professionalizzazione dei operatori linguisticos. Di conseguenza una certificazione che sta arrivata, poi logicamente tutti non possono fare
determinadas cosas, pure in televisione o nei mass media, nei Facebook e quant'altro, puite chi deve dar dinare, lo fa che si può fare mezz'ora esa lingua. Chi deve dar dinare può da abbassare sul livello, non serve fugliando su dinare, serve pagando può fare danno, che è tafaziana come te cosa. E in questa regione chi vada, devono una critica da devo fare, qui testo un confronto con queste istituzioni e cantate, però anche i soggetti abortas privati, quando andano a cercare la gente, secondo me, questa è la questione che devono essere i soggetti, talent scout o individuatori di soggetti giovani, sotto i 30, e stanno andare a loro buscare isos a bere si bes qualcuno che tiene qualità a fare una trasmissione televisiva, chi bescudo che tiene del suo talento in TikTok, chi tiene questo, chi tiene questa capacità di grafica per fare una pubblicità in sardo, originale. E poi anda e pedi su contributo o s'azzudo. Altrimenti non è una cosa che noi si dà fuori. E insomma, questi ruoli lo teniamo in sono operatori dei sportelli che possono aiutare questo tipo di lavoro, stanno a individuare in queste comunità, che sono una ventana aperta a cara questa comunità, non mente persone appunto dissociate dalla società, ma che conoscono questa competenza sul livello linguistico pur della vita o della comunità da fuori. E individuare chi può essere una persona capace e l'indirizzare a questo mondo. Basicamente dare consigli sopra di come fare certe cose in scuola o fare cose che si muovono appunto rete, se no non serve a nulla. In questa questione invece di tutto gusto si creano prodotti che sono appunto tipo gusto televisivo e Paola l'ha nato canali di comunicazione nuovi, questi spopolando dai pago, questa è una picciocchetta, magari chi questiona in italiano, chi conta da cosa sopra la lingua in generale. Cioè, sono canali nuovi, sono canali che invitano come 2023 i giovani. Su sardo non potete fare comunicazione pezzi in stile giornalistico come lo faceva prima, mentre lo faceva prima. Basicamente la stessa, tu hai marnato social e cose, la stessa Repubblica, stesso Corriere hanno cambiato anche in peggio forse il tipo di comunicazione perché puita per accaparrare i giovani circa da questa cosa. Come non è che su sardo deve entrare in quest'andala, però deve seguire chi si ma chi su target comunicativo è scusso, pensa su sardo deve seguire questo criterio. Poi logicamente il suono, tanto quanto aiuta perché è una cosa di immersione, però più che questa cosa immersiva, e torniamo a bomba, la qualità di un prodotto. La qualità di un prodotto, come è una pubblicità di quant'altro, è buono, tu poter vendere, vinza su prezzo della S lunga, poter vendere qualsiasi cosa, o sbagliando pure, logicamente, però logicamente poter vendere andiamo su qualsiasi cosa. Chi due sbaglia questa comunicazione, stessa magari di S lunga, non riesce a arrivare a sta gente. Basta però. Però Michele, no, a risposta a questa domanda che chiedeva Cerdeo, quando dopo periodo e cantos anni per facende usardu, per arrivare ai tarvidos o scambiamento, sormudamento, ai te puntos e musoia, ma ha risposto, finza se non t'ha provato la domanda. Sì, no, una cosa la posso aggiungere, chi è sul cambiamento per un anno. Sì. Sta a narrare chi, per scuola su tempus e per usardu, finza questa riunione che abbiamo qua, plenaria, cantate, bindigano a come ce la sognavamo. E questo è anche grazie anche a un nucleo duro di sportellisti linguistici e di altra gente che ci ha creduto. Quindi c'è gente anche che ci crede, malauguratamente, ma ci crede. Beh, se manca sa gente che vi credete, tanto non fa chi mus pur nuda, tene pazienza. Manco male chi qualcuno vi credete
E chi potete essere un esempio de mezz'orare, finza spruzovano, questo biccherete, un esempio biccherete, che poi si mezz'orete, questo si spera di tutto, però dai carchi cosa di più murmoghere, sì. Però, mi pare che l'orario sta arrivato, è ora di acabare il straballo dell'uva che era maniera istituzionale. Io torno grazie a tutti per aver piccato parte a questa negoziata a muttire, dove cada uno ha la sua, ma dando spuntos, no? Per traballare e per mezzorare le cose. Da Sarai, bosamento chi crasa Sarai a fa che era borta idee in su Teatro Massimo, una conferenza dedicata proprio a Susardu in Rai e in sul medio di comunicazione. Teatro Massimo ora desastrese e mesa, Teatro Massimo alle 15:30, alle 15, ecco. Aspetti, no, il microfono. Aspetti, Ci saranno anche le altre realtà delle lingue minoritarie, quindi Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Bolzano, con le loro lingue, oltre all'esperienza nostra certo, sarda. Quindi anche questa sarà un confronto sì, con le altre lingue, con le altre realtà. Certo, che è importante perché noi lo diciamo sempre, lavoriamo nella nostra regione, nel nostro piccolo, ognuno nel proprio ambito, ma è importante confrontarsi, perché se qualcuno fa qualcosa bene, perché no? Trarre ispirazione non è mica un delitto, quindi certo. L'abbiamo visto stasera, no? È tutta la giornata di oggi che quando ci si confronta si cresce e si fanno cose belle, quindi grazie. Certo, grazie a voi. Tanto, dobbiamo fare sa concluia di questa dia, di questa conferenza aperta che secondo me sta andata bene meda, che è stata un'occasione di confronto, un'occasione di dialogo, come è stata a pustir di questo anno dei serru, che non ci siamo potuti addobbiare, che non ci siamo potuti confrontare, invece è bello. Andare queste cose che andano bene, ma per andare queste cose che non andano bene. Dunque, grazie a questa regione, a Sarai, a Helen, a Subabel, a tutta la gente che oggi ha fatto a maniera che essere una die de profetto, secondo me. Dunque, scommo borde ponare schiso concerto di sinfonia a essere in Pirri, casa Saddi, che non che battà più un problema e dunque non sa facere il sopra come vitti previdiu, ma non che deppimo stramudare, però è una cosa bella, pro abbarrare tutto parisi, pro ballare, pro insomma non si spaziare, bicchiere per il consumamento, dunque casa Saddi in Pirri. E comode ho molto pro insomma accabare sa conferenza aperta, sa dottora Elisabetta Schirru, che è sa direttora del suo servizio Limba e Cultura Sarda, che veniti a insomma a accabare questa bella die e torniamo grazie al suo servizio per l'aereo a Maniau. Grazie Maria Antonietta. Non sono il presidente. La conclusione doveva essere fatta dal Presidente, che sarebbe anche stato molto contento di essere qui, però purtroppo era stamattina a Torino e poi questo pomeriggio a Roma per l'insularità, per parlare di insularità. E viva anche male, perché il Presidente avrebbe terminato in sardo. Io ho una competenza passiva sul sardo, non l'ho attiva, quindi scusatemi, ma concludo in italiano. Ringrazio prima di tutto tutti quanti, voi che siete ancora tanto numerosi e ci avete seguito in questi lavori di questa giornata, che non sono stati lavori semplici, è stata una giornata bella piena. Ringrazio tutti quanti i relatori, ringrazio la dottoressa Botti, ringrazio il gruppo L'Unione Sarda perché ci hanno portato due esperienze che per noi sono fondamentali, anche se non sono finanziate da noi, ma che ci fanno capire in maniera importante come quello che noi facciamo si affianca a realtà importanti che sono in un caso della televisione pubblica e nell'altra di quello che è il più rilevante gruppo editoriale qui in Sardegna.
Ringrazio la Radio Televisione Sarda che ci ha mandato in streaming, ringrazio tutta la mia struttura, tutto il mio servizio che su questa conferenza ha lavorato tanto e soprattutto ha lavorato sulle politiche che qui si sono discusse, ringrazio il direttore generale e tutta la struttura dell'assessorato. Per concludere, qui durante la tavola rotonda loro parlavano e a me venivano tanti spunti per fare una conclusione decente. Mi sono venuti gli spunti da Paola Pilia e però poi ha parlato Vittorio Dell'Aquila e però poi è intervenuta nuovamente la dottoressa Pinto. Insomma, mi avete un po' destabilizzato anche perché sono molto stanca. Però una cosa voglio dirla, noi come Regione diamo strumenti, tutto quello che noi facciamo sono strumenti. Possiamo essere bravi, meno bravi, cerchiamo sempre di migliorarci, a volte sbagliamo, ci rimettiamo in corsa cercando di migliorare, ma diamo dei finanziamenti, degli avvisi che mettono regole e poi, come diceva Vittorio Dell'Aquila, c'è la situazione. Qual è la situazione? Chi ci segue? Cioè gli strumenti che noi mettiamo a disposizione cosa trovano poi nel territorio? Parlando di un argomento che qui è saltato fuori ma di cui non abbiamo parlato negli workshop, per la semplice ragione che è un argomento un po' acerbo, probabilmente se ne parlerà l'anno prossimo, che è la scuola, l'intervento del sardo nella scuola. E per quanto riguarda anche gli sportelli linguistici, noi diamo degli strumenti estremamente flessibili sia alle scuole, per quanto riguarda il Sarda Scuola, che agli enti locali per quanto riguarda gli sportelli. Tendenzialmente, dentro le regole della 482, che noi possiamo in qualche modo reinterpretare grazie al decreto legislativo 16 del 2016 di attuazione dello Statuto, quindi abbiamo autonomia amministrativa, ma dentro la 482, a livello territoriale, se voi leggete i nostri avvisi, gli enti locali possono fare quasi quello che vogliono. Diamo tantissime suggestioni nei nostri avvisi, ma poi alla fine l'ente locale può scegliere cosa fare, può scegliere come adattare al meglio all'interno del proprio territorio quello che è lo strumento che la Regione Sardegna dà. E qui ragioniamo sulla sussidiarietà. Cioè, io ti do lo strumento e tu agisci con quello strumento a quello che è il livello di programmazione più efficiente e il migliore per quella determinata politica. Lo stesso la scuola. Noi diamo soldi alla scuola, la scuola all'interno della sua autonomia, che le permette anche di non utilizzare i soldi che noi diamo, perché non è la Regione Sardegna che decide di far fare i progetti alle scuole, sono le scuole che decidono autonomamente di utilizzare i fondi della Regione Sardegna e li può utilizzare in orario curriculare facendo quello che vuole, secondo le regole ovviamente della scuola, da lì non si scappa ovviamente. Non abbiamo una classe di concorso dedicata, ma abbiamo il CLIL. L'insegnamento, soprattutto negli ordini inferiori di scuola, può essere fatto agevolmente. Pensiamo al tempo pieno che arriva a 40 ore. Dentro 40 ore il sardo ce lo puoi mettere. Quindi, come dire, noi cercheremo sempre di migliorarci. Insieme, io ho un po' saltabeccato da una parte all'altra, quindi non sono oggettivamente riuscita a seguire un workshop pieno, però le persone che lavorano con me hanno seguito i lavori del workshop e quindi noi faremo una riflessione all'interno del nostro ufficio su come poi metabolizzare quello che è stato detto, sia a livello amministrativo, perché poi le vostre proposte, le vostre critiche, le vostre riflessioni diventano modifica dei nostri avvisi a livello amministrativo, ma anche in termini di proposta per l'organo politico, perché probabilmente alcune suggestioni non si esauriscono con modifiche amministrative, ma richiedono invece modifiche di tipo legislativo. Siamo quindi alla fine di una legislatura, in qualche modo prendiamo il testimone da quello che è stato fatto in questa legislatura e poi avremo delle proposte da fare per la legislatura successiva relativamente alla lingua sarda. Vi ringrazio ancora tutti e a questo punto cedo io la parola a Elio Turner Malle ed Emanuele Contis, perché vogliamo chiudere un po' in leggerezza, ridendo un po', divertendoci un pochino, sempre in sardo e anche con un po' di musica. È anche un modo per ringraziarvi per essere sopravvissuti sino a quest'ora e per concludere il tutto con un sorriso. Grazie a tutti.
articolo femminile, con una borda se vorrei. Dunque, anti già hai fatto rotti salabanzia, se ho ringraziato la regione, Cassiopea, rotto canto fondo, ma nessuno ha fatto questo eroe completo, questo che fare alla banzia spaziale. Nessuno ha ringraziato il tecnico, che ti traballa rotto sadì. Aio! A di zaccare le mani questa gente che traballa. E t'aresse. Un'altra cosa, devo bollo a ringraziare pure come tenere fattori di contesto. Voglio ringraziare Sabasca, che di ogni maniera, se euskera è una lingua di minoria, e dunque Sabasca si piace. Voglio a ringraziare per tutto a s'acustica che c'è in noi. Grazie a s'acustica. S'accauso smano s'acustica. Poi a me mantenavo, tu passi rotto su me, questa gente che sta venendo in fondo. Oh! A me mantenavo, vai, andiamo a workshop, ascolta, questo che intendesi, poi tu torni a sanare. Mi ha messo a ciappare un fuoco. Ci verrà sta gente di aeci, cercando di ascoltare. Non sa ciappare nulla. Che uno si fa di 3 disi non di Bessimacco, intra che si zerra a Giampaolo, Besseri che si zerra a Cleopatra. Non fare parrai no, uno di Bessimacco, ma ad ogni maniera. Ad ogni maniera se sono noi. Questo che fa io so Deo è Emanuele Contis. È una specie di ragionamento di a cabo delle cose che si fanno nella rasoi, e stanno a C1, imprentas e sportellos. Ad adorare pago, tu è tranquillo, se andai a domo, si fai una doccia, che si surao. Ad adorare proprio salongare di uno shoppino. Poco si zerrerà workshopino. E io so pigao che in una punta biglietto a pezzo di cose, dei 3 temi di stati di oggi, non ti annunzia innanzi, si comprende in sintesi che ligio. Questo è solenne, attenzione. Oggi, 4 della Dammini del 2023, è una D designata con tinta robbia nel suo calendario. Oggi, tutte le persone di buona volontà in tutto il mondo, tutte le persone che identificano e coscienza si firmano per uno scanto minuto e cittiuso e compriuso a regalare un pensamento di riconoscenza a chi ne si è sacrificato rottos. Vivendo in mali e accabendo da veus, può morire in un mondo malo e traitore. Mancai con vosaltros non ci sia bisogno di fare un poco di storia. Non per vosaltros, lo rannai, ma per questa gioventù benedora. Che possa studiare per imparo questo sfuedo e possa piangere con noi. Sa sorti di chi non ha più pagai. Anno su e anno sa oi. Pensai scetti che vemo su in un altro millennio? Un alitu grogu e zurfuroso si indivisa da desintragna sapruso scuriosa sa questa terra e scridi su numero maladetto. No, frati e sorrisi, su numero maladetto non esti, su sesi, no. Questa sfonte pari storia, sa. Posta esagerare scettico confondi su giorbeto di gente simple. No. Su numero non fiera su sesi, con salito de vesta e de lacrima, sa. In su millennio passato si indivisa di terra e vanno da iscrivere un numero, un gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. E su numero fia da 482. Tutto com'è. Grazie.
Tutto comincerà da Ingonesi. Su dero dessa sorte, se vi apposta a scioperare intra dei giovani e giovani sacchini di piadessi, sangioni sacrificali. E ahí c'è stetio, che un ascanto di issa se issus si funti presentato a Sattopio con suo destino. E anche fatto sta domanda, o responsabile del sportello linguistico. Scusate, ogni volta mi ci vuole sopra a me, scusate. A quest'epoca nessuno suscita interessi di più fare uno sportellista. Esso su, non sente si viene partito a sazzurpa. Come ti gusto su sinnauso, con cicalanza gruta di su minotauro. E famiglia, se tu sbienta partendi e prangianta, ti mendi su peuso. E con sa ragione tu sprangianta. Come ti sbabbus e mamma sa prangianta e sorda detto su, che andante in guerra. Tu sianta di video su. Casi mandi la Santa tu su un pare in suo proprio luogo. Ci tu smandanti in slogo su pro atteso. E pro spago con notto su chi sa che tanto sul mondo. E quando arribanta, manco un trauso, comenzare su marturio. E chi ne sei tu? Ah, e tu ti sei sbegno finza sei nuovo mi imparai su sardo. Tu, a me! Tante più fai noi? Boh, e tu domanda a me. Circa di lui cosa te fai che ci sei spagato? Non era una cosa, picciocchietta, che state sta ventana. D'uscì cittadinante con sta pranta. Agave? Agave! Agave sta in italiano, in sardo, dopo lo intendi. Dergi d'uscì cittadinante, volta te uscì su sardo. Sei stughi lo sci snuda. E tenesti sa ragione, a Giu del repiti che una lingua non è fatta a scelte di una somma di fueddos. Vedi, foste devi pensare che una lingua non è scetti su lessico. Ci funta altre cose pure, c'è sta struttura, sta brufura. Intendi adesso? Ah no, che c'è questa brufura sta lingua? No, ha una struttura, brufura all'utta, righetti. Tocca, vai, rendi. Ah, innate si che dici poca sassone corro. Dengone se fia cominciato l'apartheid. E si sportellista sa quasi mai teniamo un luogo quando si vanno a traballare. E giranta, non apposenta statru sempre. Non tu sai che te sta mai sezio su. Poi te non disto tanta carriera. E camminanta tutto di. In moi, sa gente ci pensa a camminare, camminano sempre, camminano 2 ore, 3 ore, ma vostra salute, inzando su, può non fare alzare su colesterolo, basterà essere titolare del sportello linguistico. Fiantalangius che è terra, pariente a maratonetta dell'Etiopia, basterà Nike in su 2013, sa Nike, impari sbuttinus del basket del Michael Jordan, e ha fatto pensare sbuttinus dei trekking del suo sportellista sardo. Su sportellista si muoveva da un luogo a altro, domandando se l'immusina di che una cosa te fai. Che un'anima buona tu sponia da fare fotocopia. Ma scetti voi te di si pari a mali. Una volta niente fotocopia rotus volumus dell'enciclopedia i 15 e te vi serve a nuda ma su manco questo sportellista è attento s'illusione di si fatto che una cosa è risparmiata in psicoterapia ma non tutto se viene brava gente come ti guarda anima buona che ti addono l'enciclopedia di fotocopiai no e si sportellista si viene bessi usare si sorte muscalino di umanità e tutto questo in mese si indifferenzia dedotto su gente, istituzioni, intellettuali, in mezzo di comunicazione, se Europa cittia. Su tribunali de Saia, Zurpu, Amnesty International, non sa con che gira la s'altra parte, ma se scere che a Dolomanno è innanzi si da catare dei crimini di guerra, su umanità e sul mondo lascia da correre, podem pusmeda, e su sportellista. Camminata,
Sono sportellista camminata e camminata e l'ompiata sempre preso un fondo e in loco sono sempre preso scurioso. Ma de ogni loco non ci do pocanta, de ogni loco il razzista, sa? Non vogliano razze amministrative inferiori, sa issus! Cominciano a girare i bocesi. Cominciano a noi che su sportellista non si sciacquara. Chi fragara. Cominciando a seduzzeria e con nomini si strammoso. E anta perdi un uomo sanguinato, muore di questa faula razzista di sovresciori. Doso zerrianta sapupusa. Su sportellista lasciava solo timidi. Posso assicurare questa cosa sua e cominciare a calare. Del suo piano de 4, a su dei 3, a su secondo, a su primo e quando in carriera sa a piegare questa ruga dei sottopiano su. È bella che spacciara. Difatti su sportellista cala sempre debruso, sempre preso un fondo. Di aici in fondo pensai che uno dei primi minerali si de icnusaite. Bo causa a luci è stato accattato uno sportellista, tanti via calato de piano. A questo punto, le famiglie spuro si abbandonano. Poi si pregungiano, come i familiari si de Gregor Samsa si pregungiano da tenere un parente furriato a babballotti. A Pontendio, chi fillaru e fendi sta sportellista in provincia Ristani. No, è vero, su! Tutti i bosci siete gente in bala, figlia mia, ben denti in droga e spicciò che tu sei smedia, sa! Mischina, zia Teresa, non è che suo figlio è fendi su sportellista. Da Pontendio di lavoro, povera gente. Ma poi se sta reduso di c'è pure tenuta una laurea. Poi questo, oi che sei sfregando un mondo, quando l'ho questo non posso succedere proso, declarau soi, 4 della Damini, sa di essa memoria del suo sportellista sardo. E poi non nomenai a tutti i vittime, ma ne so scioverà uno senza nomini, come su milite ignoto interrato a Roma. Su sportellista scioperavo simbolo del sacrificio di rotto su scesi, nantagattando uno sgabuzzino a 340 metri sottoterra. Non tenia nuda, tenia da scegliere un Pentium 5 che imparava a portare in sardo cosa che nessuno gli avessi lì giù mai. Quando sei morto, fi abortando uno studio critico a pizzo dei libri di fantascienza scritto su un Zaire. Prangeus a esso per ricordare le lacrime di tutti. E oggi, che tenevo questa fortuna di essere in presenza di sprusare le scariche a civili e militari, no, militari no, assomma manco voi militari no, tengo sonori di domandare a questa dottora Schirro di incingiare il suo monumento a questa memoria del suo sportellista sardo. Prego, dottoressa. Questo ha fatto un grande artista. È per over su sportello, dottore. Tiri. Grazie, e viva su sportellista!
questo è suonato da stemasa, è più didattico moraleggiante commenti in antologia. In isdis passaras, una gricca di archeologos fia scorrovonendi a oros de su vrumini Cigerri e ragatta uno ziriu. A intro ci verono imbodicammi rotto ruppao de gera. Entro di questa specie di missili de gera ci vera una peddi di angioni. E in pizzus de sa peddi di angioni ci via cosa scritta. A su chi parere fiera una storia de Esopo. Che nessuno a di de oi era mai intendio. Si da bollo ligi si narrerà su messaggio e smilli vigasa. In Antigorio ci vedono un giovane che era eredau un'azienda manna de Ortus e Campus. Non essendo fatto mai su messaggio, non sciera come si depiera regolare. Ita deppia semenai, in cali del reno, e cali via su mesi giusto. Si gastiara smontonis de semmini de viso e non sciera tammanusionai. Tocca e di bessere un arziare ingegno. Aressi la sauvai a sa natura. Is cosas si antessi fattas a solas. Inzandus circa da sa regina de Spigasa e di Annau. Magestadi, chi si voneus di accordio, deo pozza culli in dome dona papaia fustei e atras milli vigasa. Bello, Annau sa regina de Spigasa. Ma e ti sta bolla a cambio? E ma bolle, di dorra su messaggio, che rotto cussu chi si donga papai, tu dovresti saffai scetti in scampus cosa mia. In questa maniera a vosotros sono usata a mancare mai sta cosa de papai. E Deu a pattenni scampus semenausu, senza mi scimingiai, pensando ai tasio semenendi e cando e a undi. A sa reina de Spigasa questa cosa ti vi apprascia. E stata infatti via torrata con 1000 pigas cortesanas cosa sua. Poi una scantuscitas, ispigas a pappanta, si indepesanta a bolai e quando entra di giriu, la santa andai a refuto in terras su messaggio. Quando visus e semmini si diventa spacciausu, sa reina via andata de su messaggio di Annau. O someri, nosus e ho fatto su doveri nostro. In questa cosa de papà è spacciata e si interrorroso donnuna a su cosa sua. Grazie a Sarrena, e al nostro messaggio, tutto fregiao. L'ultima cosa, Sarrena, naram in calisartu e slassau a lui sallu, in calissa cibudda, in calisso per due semmine sa croccoriga. Ai ci chi devo pozzasciri, a andai a regolita de per regolle e candu. E beh, in questo non pozza giudare su meri. Tu non stai donando manco un inditto. Tu mi hai domandato scetti de papai e de cagai, scusa su fuedo. Nosus e us agradecio. E us papau e bola. E us fatto sa bisogno cosa nostra scetti in terra stuasa. Altros comandos non ci devianta. E aici ognuno de nosus ha fatto commenti podiada e commenti di comandata su corpus. Che sia stanau, fai il nostro per due semmini e in cunis fai su per d'ingiano, emus pappau per due semmini ed emus fatto il suo campo di super due semmini e fatto il super d'ingiano il suo campo di super d'ingiano. Oh, il mischino de mese vi apposta a prange su messaio. I mosi de parregoli uno scartetto de visurci de pugire rotti sarto schidengo sperendo di insertare solo quando c'è slassau a lui su semmini giusto. È proprio di aici di a torrao sa reina. Ma si possanno che bene di si narasa e ti sta bolle de nosus, deppi si sciri che a nosus c'è usa essi e che se os bones a fai, questo che servirà a tu. Ma innantisi ci deppi a regionai. Questo è il suo contingente de Esopo. Mai imprentato di nessuno. D'ogni conto de Esopo tiene sa morale sua. In noi che lì è sa morale? Boh. Pensa in vosotros. Dio so pagavo poligi conto, so mica potuto comprendere. Però, a posto si dessi scurtava a totus, di questo mangiano, sono sicuro che su bando imprentas, che state vinzas e moi de importo umano su sardo, poi cosa sa che è snao vosotros, in su benidore,
E adesso è preso un porto puro. Poi da ogni artista che ci ha traballato, ogni giornalista che si ha a posto cuore, ciorbeddo, ha fatto il suo dovere cosa sua, e è pregiato ed è si fatto. Ma chi commenti me parto de comprendi? In suo benitore su messaggio pone da prumo un ragionamento, e scegli tabolidi, e commenti tu bolidi, a sola de messaggio sull'ore, c'è il rischio che si indepreneso di staulus. Se bollo scoviai, che grazie a questo ragionamento di oggi, s'arresta sul mondo, e già di mente può commenti su sardo sarà manneai, può morire su benitore de imprentasa. Netflix ha già obbligato le attrici e attori connotus e connotas a imparare su sardo con lingua principale, sottotitolato in inglese, spagnolo e coreano. Sanofa è corrente e se nessuno del sufficato Dunau Deo in moi vagora. Sa dottora non dannao, Angelina Jolie ha telefonato in regione, fendo un casino, che se moi già scorantato de mera, e fa amate e rispettate, non te pilò il rescolo come ti fessero una muccosedda. E sul mondo dell'astronomia pure sta a lutto. In modo che forse si vanti Science Telescope in Lula, era pure cambiare rotto. Ma anche su sardo si scioperava lingua de scienza. E tutti gli esperti del sardo hanno detto che te vuoi su ponomenare rotto su universo. Non sarà basta ebroso. Anna saia de palla possa fiallate. Ne. Un accidente sarà toccato da un uomo in sardo ad ogni maledetta verda che si muove in universo. E a commenzo non sarà comprendere nulla. Se una commetta con nota può essere X32, nominare in inglese sempre X32. Se questo accidente di commetta decide di andare a Conca e a Lula c'è un capitaneso, arannai, attenzione, e sta arrivando J32. J! E che l'accidente da ciappara. E se interesi che non tu ti comprendi, boffete. E se uso si chiauso. Però mi rapprasci. Però mi rapprasci che su sardo deve essere la lingua spaziale del suo pianeta Terra. A su manco possa soddisfazione di intendere a borta a scetti Houston, se uso un casino sperdius. S'arrisco un manno che più deo esti chi si traballa troppo bene su sardo de lingua de minoria chi esti pozza essere lingua de maggioria e poi fai sì questo conto. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, tutto sono sardo. Su saluto urbi e torbi di suo papà Francisco in sardo. I articoli degli studiosi nei giornali specializzati sono in sardo. I manga giapponesi sono in sardo. Bello, esame bosatros, un accidente. E nosus, che ci si straballendo con suo sardo della vita, mantenendo questa famiglia, anzandos. Se debbe spiri, passa innanzi su, non manca di San Mongolio, di Vanuatu, chi la si lascia senza traballo potrebbe essere un sconoscitore di questa lingua. Pensa inci, finza saccando se sei in tempo, finza sa oi su sardo, non tu comprendi a nessuno. E si bantammo intra de nos, che de bida non si comprendemos. Tu contiamo come te non danno. Ma sta convenienza ci vera. Sì, prego. Se tu prego, pensa in noi. A innanzi che sia troppo trigario.
Gli si sono spaccendo, altro 10 minuti e cominciate a essere disperati perché sentite si scaresce su di onde sparcheggia questo mangiano. S'ultima comincia con una considerazione, come intendai, che nessuno può dire che non è vero. Questa considerazione è questa. A Susardo di Pragenti sbombasa. Provai che non è vero. E traccintra 8 agosto con questa conferenza linguistica, ci arrivo. A Susardo di Pragenti cosa sa chi zacchianta, chi scioppanta, a ogni festa, ad ogni sacra, sapete la storia che pongano a voca, sa brufura e partono a sguetto su un cielo. E quando sta a mare, Susardo, in costeras nostras, chilometri e chilometri di arena senza anima e prangere, poteresti boffio essa ostia al lido in mese 100.000 becci su che fanti acqua gym. Quando stinguni sa solo, triste, un manne niedo, e intendere te atteso che l'incuna mina o che l'incuna granata zaccarrende. S'animus all'ergara e penserà non sei solo. Mancai questo luogo pargiano un deserto, c'è sa vita. A nostro su si piacere accanto a de bombas e bombettas e quando di seus privados si pica da una specie di crisi di astinenza. Per questa ragione, su consiglio che si può donare si cerca un vago di esplosivo e si portare a fatto su zaino, za bussa, entro su calascio di questa scrivania, non si scende mai. Come si bene questa crisi, tac, pica in mano su esplosivo e si asseliaisi. E a me sanno è bosato, magari esplosivo. Toccherà scioperare bene, potrà pure essere pericoloso. Deo si consiglia una varrancara di plastico. È facile da portare in giro, non scioppare senza innesco e ci andendi. Non sceso, se si che a pensare, ma ti stoccare a centro con questa conferenza di oggi. Ci arrivo. Se sei abile, si conoscesi gente, un brocchetto di plastico a renne scesa se tu buscai. Deo si consiglio su C4. È più facile da gattare, poi è più poco pericoloso. E sta arrivando al quarto. Non piega manco questa medaglia di bronzo. Già su C3, che sicuramente è più potente e traballosa da ciappare. Figuresi su C2. Su C4, voi sta accanto su C2, pare non lo fischia e scoppia. Ma si con su C2 s'accostauso a sa bomba atomica, immaginai scetti e tavori su zeri con su C1. E poi, tutto quanto si è spiegato su sa responsabilità di denai che de C1 non desapprende sa Sardegna. Sul mondo, a posto di questa certificazione C1 del Susardo, non resti proprio su proprio. Quanto gente c'è, se sai mai, che si indesta a su C1? Pago. Pensando su cosa esiste un mo' su un mondo come testi. Poi da noi a pago si prendere di C1 e sozzerere Sarmageddon. Sa C1 resti questo che è stato asteroide Chicxulub che arroida in su Yucatan 66 milioni di anni a noi. Intanto su chi viene un dinosauro vattene di sta. Poi muore adesso C1 se andare a pesare un'onda manna dell'oceano linguistico. E c'era essi sa desesmortalla sa dessa storia del suo pianeta. Sopremo che ci passeresse ingresso. In radiazione del Susardo entra in sagorata de rottoso. Come in sonda energetica de Goku. E nessuno ad appori per fare sudoku con fuoco su un greso. E poi, desfatto ora prende sul light lunch. Quando sta Sardegna era ingiarrata di C1, su poveretto che c'è ti provata
Annai, light lunch comincerà a sonfrai. A sonfrai. E si indivesera da terra. Sul cielo si fa niente. Di cala da una luce e tu piccherà a facci. È una voce, si intenditi. Una voce d'inferno che fa 3 mi paresi. Torra dannai, che da basta suo coro. Ecco tu disperato, non ci arrennesci, non ti bocai soli dopo come te stonfrau e fatti pensando su sta voce di narrare che si vuole tornare normale. Deppi la recita in anni e du meu a simpressi, a tipo missa satanica. E da terra di stupante giganti de Monti Bramma, glorienti. E con una valitta devi perdere di un barchino attaccarlo de grapitto. A pago, so traiettoria imbarchinao, so traiettoria anglofono. Torna da terra e comincia a si disunfrai. I giganti a pago ci tornano sotto la terra e sul cielo torna a craro. S'anglofono respirata. Ma s'agattara in mano un arrogo de sprigo. Si castiara. In fronte di una scritta tatuata. Light lunch. Poddeggiannoso, arabbifi come sa buon'anima de Caino. Fuendi de loco un loco e schifio de rottoso. Chi commenti tu 20 passenti, più spuranta in terra. Nessuno darà donare su una roca ai pani, nessuno darà coll'indommo e ni isso andai di bidda in bidda, corchendi in un camper a forma di McDonald's. A seguire, ora tocca a italiano. E in questa ne pazienza, uno va come dispiace. Per ragioni di famiglia. A me italiano mi diventa imparato bene gli aius mius che sciadauso per integrare in questa società diventa imparato ascoltando a Mike Bongiorno a sta televisione. Non si diventa a perdere una, dell'ascia raddoppia alla ruota della fortuna e deponai che andavo a stompare un italiano bello, ricco e presentoso. E mi hanno gustato questa lingua, tanto che mi si boffio perfezione ascoltando per 15 anni a Gerry Scotti, che si parla come una specie di master. E moi sono buona fuori da un italiano che mi era potuto fare comparire bene in calisi si era logo, da una tribuna politica a una chat di Fortnite. Mi era dispiace. Si indifai si scarisce questa lingua de Dante Alighieri e dell'Elemora. Mi era dispiace, ma tu posso supportare. Poi ti sta promessa di un mondo governato da C1 passerà a pizzus di ogni cosa. Ma i gusti sta in più spantosos. De gloria de sa lingua sarda, ora tocca a cerrebai. C'era un po' di traballo e serietà. Non si ponga su fantasia sanconca. C'era un po' di tempo su e pazienza. Si comincia da oggi. Già dei mesi svenitori si esprimono su C1, anche si scappiamo su che cani de cassa in tutta questa Sardegna. Anta comincia levius, non azzecca nessuno. Si comincia a bello. Poi, quando qualcuno che è fuedente in sardo non di bene di un fuedo giusto, denai, di comparire su supereroi con questa divisa che ti ha fatto così questa regione. A tipo Super Pippo. Un pigiama in un mantello di orbacia a rubia e in petto su sta scritta C1. Compariti e con voce sensuale di narrata Tindisesi scaresciu commenti si narrata rucola in sardo. E tu sei scampidaneso e potisnai rucco pudescia. E scompariti. E a pago però ci uno santa fai per uso a 3 vius. Ponai. Ci fonti tu so fatto sei sposo fastigendi in verano, a Susarto, in mese sfroresi. Isso essa domanda fu dos durcisi. In is film si narrerà ti amo. E questo vuole intendi? No.
No, non sa da po' di fare brusso. In sardo ci funta a trasmanera, sa sinara la ti stimolo, pollo bene, ti gerzoene, e in altra manera spuro. Ma denai ti amo, sindi de pesi scaresci, mancasi aisi, vurdiauso de amore. Vosotros sono mesi a po' di nai. Chi vorrei sicuro che s'altra persona sia continentale e uno ti stimu di poter appare con questo chinare rappina a fantozza su povedo. Per os poi continentali, su C1 non perdonara. Se si ingunisi, me sei sfrorisi, se si accanta di rinai ti amo e impala se una tuppa compare su C1 e ti fare. E tu de pesnai chi stimmasa o manza vera. E aí c'era e sinizano sbeniroresi. Su C1 si rappresenta quando pruspa così da pettaisi, non si deve azzicare. Ponai, si lo rendi in domo, a gattaisi a povida o a povido, tutto affartauso, scrapionauso, e di stupera che l'incuno da sotto il suo letto. Non fazzai se sa figura di chi non usciri nuda de lei sardasa. Non fazzai se santicoso. A sotto del suo letto non c'è un vanceddo o una vancedda. Mancai mosi a spullenco, senza pigiama, di orbace a rubio. E poi pensai, che non ci un servizio. Emanuele Contis!